Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi giovedì 11 gennaio avremo ospiti in studio nella prima parte della nostra trasmissione il consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsel e poi il consigliere comunale del gruppo misto Roberto Cason. Quindi se vorrete dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo la nostra rassegna stampa come sempre e i nostri collegamenti esterni, ma cominciamo subito come facciamo sempre con le previsioni del tempo e con il sito dell'Osmerarpa regionale per vedere qual è la situazione meteo sulla nostra regione. Allora vediamo che l'anticiclone in fase di consolidamento sulle isole britanniche favorirà fino a sabato l'afflusso di correnti settentrionali secche e stabili sulla regione. Domenica nei bassi strati affluiranno correnti sud-occidentali più umide. Per oggi giovedì 11 cielo sereno con gelate notturne su gran parte della regione. Al mattino sul Tarvisiano sarà possibile presenza di nubi basse fondovalle. Sulla costa soffierà bora moderata in attenuazione nel pomeriggio. Le temperature massime saranno in decisa ripresa e lo zero termico sarà in rialzo fino a 1800 metri circa nelle ore centrali della giornata. Vediamo anche le temperature massime che arriveranno fino a 7-10 gradi, quindi davvero in rialzo. Venerdì 12 gennaio, domani cielo in prevalenza sereno con possibile temporanea presenza di velature ad alta quota e con gelate notturne su gran parte della regione. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, zero termico intorno a 1200 metri di quota con inversione a fondovalle nelle ore notturne. Una situazione abbastanza simile si prospetta anche per sabato 13, quindi ci avviciniamo al fine settimana, con cielo in prevalenza sereno, probabilmente un po' più umido dal pomeriggio su bassa pianura e costa, zero termico in deciso rialzo intorno ai 2000-2200 metri circa, con inversione termica nei bassi strati. Questo è il quadro del meteo che ci aspetta per le prossime ore e i prossimi giorni. Andiamo a vedere ora le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi e cominciamo come facciamo di solito con il piccolo. Allora vediamo che il piccolo naturalmente è in prima pagina la questione Wärtsilä dopo l'annuncio dell'altro ieri sera, il no all'accordo sulla proroga della solidarietà per i 300 circa lavoratori dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra. C'è l'intervento del ministro Urso. Wärtsilä restituisca i soldi. Il ministro Urso: vogliamo recuperare incentivi e contributi statali concessi negli ultimi 10 anni. Wärtsilä Italia ha annunciato in serata che in seguito all'esito negativo dell'incontro di martedì avvierà l'iter informativo prima di iniziare la procedura di licenziamento relativo, invitando le organizzazioni sindacali a discutere della situazione, delle motivazioni della decisione e dell'impatto stimato sui dipendenti. Il ministro Urso dal canto suo spiega che adotteremo tutte le azioni necessarie per recuperare gli incentivi e contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni. Poi ancora il caso Ilva che sta esplodendo in questo periodo. All'acciaio non possiamo rinunciare, è il commento di Francesco Morosini. Vediamo ancora un'intervista per quanto riguarda invece la cronaca cittadina al questore Ostuni: sulle risse i minori vanno seguiti di più. L'ex mensa del Kırda rimessa sul mercato, prezzo base 2,8 milioni. Ancora strade proibite ai tir, Duino Auresina chiede la proroga. L'anno record delle crociere, più 12% di passeggeri. Questa è la notizia, la fotonotizia in prima pagina. Andiamo a vedere anche le notizie di carattere nazionale e internazionale. Allora, occupati e pensionati in Friuli Venezia Giulia, il dato peggiore del nord-est. Poi la regione stanzia 8 milioni per chi assume giovani e donne. Ancora, dopo il forum al piccolo di ieri, l'opposizione boccia Fedriga su sanità, Rocco e immigrazione. La guerra in Ucraina, il Parlamento conferma l'invio di armi a Kiev, divisioni nel PD. Ancora, sciogliete i neofascisti, Schlein attacca il governo, riferendosi ancora a quello che è accaduto ad Acca Larenzia. Allora andiamo a vedere altre prime pagine di quotidiani in edicola quest'oggi. Vediamo di andare subito sul Corriere della Sera, eccolo qui. Allora, candidature, alta tensione, regionali, Lega e
Fratelli d'Italia i ferri corti verso una stretta sulle intercettazioni. Si parla tutto qui dei movimenti politici in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, non solo locali ma anche poi in vista delle europee. Nessun accordo sul voto in Sardegna, aiuti a Kiev, Conte dice no, la scelta di astenersi agita il PD. Musilunghi e scintille nella maggioranza sulle candidature per le regionali. La Lega vuole restare ad amministrare dove già governa, Fratelli d'Italia sondaggi alla mano chiede più spazio, Forza Italia spera di avvantaggiarsi tra i due litiganti, insomma le schermaglie all'interno del centrodestra. La crisi nel Mar Rosso minaccia l'export italiano. È una vicenda che interessa anche il porto di Trieste, ne abbiamo parlato più volte. Qui si parla delle piccole e medie imprese e dei costi proibitivi. Gli scontri nel Mar Rosso fanno soffrire i produttori del Made in Italy. Calcio, l'allarme di Cairo, così si affossano i club. Le misure del governo, l'incontro in FIGC. Ancora vediamo la vicenda delle nuove prove, la telefonata di Olindo e Rosa, ora avremo un vero processo. Influenza record, qual è il virus e come colpisce? C'è un approfondimento che andremo a vedere nel Corriere della Sera di oggi. In Italia 6,7 milioni di casi, quindi davvero tante persone con questo virus dell'influenza. I video hard nei telefoni dei pallanuotisti, il caso a Genova, l'accusa di stupro, e poi qui vediamo i clan all'attacco, violenze e morti, Ecuador nel caos, siamo in guerra, un nuovo fronte si apre in Sud America, fuga dalle carceri, assalto a una TV, nel paese scatta il coprifuoco. Andiamo a vedere la Repubblica, basta truffe, stretta sugli influencer. I paletti dell'Agicom, multe da 285.000 euro, e ci si riferisce in questo caso al caso Ferragni, ma non solo. Il commento, la fine dell'immunità. Nazismo, no ai risarcimenti, il paese della destra, schiaffo del governo che nega l'indennizzo alle famiglie delle vittime di stragi nazifasciste, nonostante il fondo istituito nel 2022. A Calarenzia, scontro in aula alla Camera tra Piantedosi e Schlein. La segretaria PD, la Premier sotto ricatto del suo passato. Censura di Nordio sulle intercettazioni, il bavaglio anche per i PM. Ancora vediamo l'analisi, ottusamente legati al vecchio MES, la critica appunto al governo, e poi per l'economia il conclave di Draghi con le imprese dell'Unione Europea, la svolta green non ci danneggi. Anche qui troviamo superinfluenza, i medici accusano pochi vaccini, quindi una campagna insomma che non è partita nel modo migliore quest'anno. Poi ancora lo scudo antidroni Made in Italy consegnato a Kiev, USA e Cina, chance di pace in Medio Oriente, e l'Ecuador sotto l'attacco dei narcos. La Stampa, armi all'Ucraina, il PD si divide, questo invece è il titolo scelto dalla Stampa. A Calarenzia 100 identificati, Schlein, governo ostaggio del passato, disegni, vergogna antisemita. I Dem si astengono sulla risoluzione, qui si parla dell'Ucraina, Guerini, i riformisti e i riformisti a favore, la segretaria non ci mette il cuore e si vede. Elli pensa alle europee, sfida il modello Meloni per quanto riguarda la politica. I leader che non corrono sono un bene, per il voto invece il commento. Via l'abuso d'ufficio, giustizia senza etica, e ancora tra gli operai dell'Ilva noi travolti dai debiti. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Il golpe dei narcos contro il presidente che vuole sconfiggere i re della cocaina. Questo è quello che sta accadendo appunto in Ecuador. Qui vediamo due immagini di due attrici, le lezioni di Cortellesi su Biancaneve e le altre, le fiabe sessiste, e poi Virginia Raffaele racconta la sua infanzia, la vita in giostra. Ancora Libero, il dottore è sottile, la sua pensione molto meno, si parla di Giuliano Amato, 28.000 euro lordi al mese.
E ancora derby a Roma, senatori in fuga, il Parlamento chiude prima, questo è lo scandalo, un calcio alla politica. Il temino antifascista di Elli, il commento di Daniele Capezzone e ancora Idea Schlein, il PD in ritiro nel resort extra lusso. Andiamo a vedere il giornale, l'Italia sta con Kiev, il PD si spacca, il governo rassicura Zelensky, la Schlein no e si astiene su tutto, confermato il sostegno. Nel suo intervento alla Camera il ministro della Difesa ha ribadito l'impegno italiano per rafforzare le capacità difensive di Kiev. Sulla giudice apostolico nessun dossieraggio, smentita la fake news. Poi ancora così la sinistra moralista è diventata reazionaria, il commento di Filippo Facci. Ancora torna Draghi che non farà il nonno, la candidatura alla presidenza del Consiglio europeo. L'ex premier incontra i vertici delle grandi aziende europee. Ancora andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, una porcata al giorno, sbianchettano Salvini, il nuovo bavaglio, ok del governo alla norma di Forza Italia che impone di omissare i terzi nelle intercettazioni come il capo leghista citato dai Verdini and Company. Si parla delle intercettazioni. Destre e Italia Viva cancellano i nomi dei non indagati. Carraia Renzi, Banca Italia salva Etruria, c'è Boschi Senior. Il fedelissimo di Matteo parlava di Monte dei Paschi di Siena coi servizi. Parla Gianfranco Fini, sta alla politica liberarsi di chi fa atti inopportuni. Questa è l'intervista che troviamo oggi sul Fatto Quotidiano. Andiamo al Domani, il governo taglia 3,7 miliardi al sud, Salvini preferisce il ponte alle scuole, svuotato il fondo infrastrutturale, lite Lega Fratelli d'Italia sulle regionali, ira del Quirinale sull'abuso. Qui vediamo anche l'Ecuador in balia delle bande criminali, il clamoroso attacco durante una diretta televisiva è il culmine di una situazione di caos. Assaltati 5 ospedali e la sede di una TV, almeno 13 morti, tra cui 2 agenti di polizia. Il presidente Noboa dichiara lo stato di conflitto interno e mobilita l'esercito, ma le gang spadroneggiano. Quindi quello che sta succedendo in Ecuador è davvero una situazione di grande caos. Queste le principali notizie, i principali titoli delle prime pagine dei quotidiani che sono in edicola quest'oggi. Allora andiamo anche a vedere rapidamente, se ce la facciamo, anche la prima pagina del Piccolo in versione Gorizia-Monfalcone, che riporta appunto anche la corsa ai bandi per Go 2025, in 119 tra enti e sodalizi, 14 le realtà cittadine di Gorizia in Lizza, domande anche da Milano e Ferrara. Poi il Piccolo sempre di Gorizia ci dà conto anche dei lavori alla Casa Rossa, ceduto dalla Curia un pezzo del piazzale, e qui c'è un'intervista a Paolo Rossi che sarà domani in scena al teatro della sua città, Monfalcone. A Monfalcone servono spazi dove poter pregare, interviene così sulla vicenda che sta tenendo banco appunto in quel di Monfalcone per quanto riguarda i provvedimenti che hanno interessato 2 centri islamici in cui anche si pregava oltre che a fare le altre attività. Ordinanza antibivacchi per l'ex Polonio, la caserma di Gradisca dopo gli ultimi incendi. Si torna a parlare appunto di questo luogo per la identificazione dei migranti. Allora torniamo sul Piccolo però l'edizione di Trieste, andiamo a vedere le notizie relative alla Varsila. Vediamo qui ci sono tante anche foto di quello che è stato l'incontro al vertice romano e le proteste degli operai nel corso di quest'anno e mezzo. Allora Varsila, lo scontro, l'azienda annuncia l'avvio dell'iter per cessare l'attività. È arrivato in serata questo annuncio che però era stato anche così in qualche modo previsto nelle interviste che abbiamo realizzato ieri ai sindacalisti che
hanno partecipato al tavolo al Ministero delle Imprese del Made in Italy l'altro ieri pomeriggio a Roma. Abbiamo realizzato appunto il servizio sentendo i 3 sindacalisti delle sigle principali, FIM, FIOM e WILM. Vediamo e sentiamo insieme, risentiamo che cosa ci hanno detto. Wärtsilä dice no all'accordo per prorogare gli ammortizzatori sociali ai 300 lavoratori dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra e lo fa dopo un lungo pomeriggio di trattative protrattesi fino alle 11 di sera che avevano fatto sperare in un esito positivo. La mediazione aveva infatti portato a un testo di possibile accordo condiviso da tutte le altre parti presenti al tavolo ministeriale a Roma, tra cui il governo, la regione, la Confindustria e i sindacati. Invece il no dell'azienda arriva dopo una lunga pausa di consultazione riportato dai vertici italiani direttamente dalla Finlandia. Si riapre un conflitto che insomma, da un anno a questa parte è conflitto che era stato messo tra parentesi per poter permettere proprio di avanzare dei ragionamenti sulla reindustrializzazione. Quindi per noi è un atto di una gravità assoluta, hanno gettato la maschera. Poi l'azienda già l'altra volta ha tirato fuori delle richieste che però ieri sono state dichiaratamente anche dal governo rigettate perché non potevano essere inserite in un accordo che riguardasse appunto la solidarietà. L'atteggiamento è stato sicuramente ostile, ha tirato uno schiaffo sia a Wärtsilä che alla Finlandia, ma non solo ai lavoratori di Wärtsilä ma a tutto il paese. Infatti ora ci auguriamo che dobbiamo essere bravi a lavorare con Regione e con il governo affinché dare un'accelerata a quello che è la stesura di quello che è l'accordo di programma. Ora i lavoratori tornano in carico completamente a Wärtsilä, fin tanto che non darà comunicazioni, ma anche successivamente, nel senso che noi ci attendiamo rispetto al comportamento assunto da Wärtsilä che nelle prossime ore, se non oggi, domani, arrivi l'avvio della cosiddetta fase di consultazione propedeutica alla procedura di licenziamento dei lavoratori. Dobbiamo continuare a sollecitare tutte le istituzioni, ma anche Wärtsilä, perché ricordo che comunque, pur aprendo la procedura, Wärtsilä ha l'obbligo di andare a reindustrializzare il sito, quindi non è che può pensare di apro procedura, pago 8 mesi, faccio finta di niente, me ne vado. Non funziona così. Noi oggi abbiamo calendarizzato una serie di eventi, tra cui anche l'assemblea per venerdì pomeriggio. Subito dopo nel pomeriggio faremo un incontro con i parlamentari eletti del territorio. Allora, torniamo sempre sul tema, torniamo sul piccolo per vedere anche i commenti che ci sono stati a quello che è successo a Roma. Da Helsinki, volontà distruttiva, i lavoratori non resteranno soli, i parlamentari e consiglieri regionali in un annuncio bipartisan sostengono appunto l'avvertenza e parlano addirittura di ingiurie al lavoro come Matteoni. Serracchiani dice ora il tavolo ai massimi livelli. E ieri è intervenuto anche il ministro Urso, ministro competente, pronti a revocare incentivi e contributi. La sottosegretaria Bergamotto: si va avanti, il ministro sito strategico per tutto il paese, non intendiamo rinunciarvi. Il sottosegretario d'ora in avanti confronto solo con i vertici finlandesi, quindi è stato un po' sconfessato anche tutto il management italiano del gruppo, come ci hanno raccontato ieri appunto i sindacalisti presenti al tavolo. Si parla ancora di salvataggio Ilva, Metinvest si sfila, oggi il vertice governo sindacati a Taranto in pista, come investitori industriali restano soltanto Arvedi e gli indiani di Vulcan Green Steel. Queste le vicende invece che interessano lo stabilimento ex Ilva di Taranto. 8 milioni di euro sulle assunzioni di giovani e donne, abbiamo visto questa notizia in prima pagina, per almeno 12 mesi. Gli incentivi della Regione a favore delle 2 categorie per le quali vengono segnalate le principali criticità nel mondo del lavoro. Questo è il provvedimento, i dati sul mercato del lavoro buoni, anzi secondo l'assessore Rosolen registrano un costante sviluppo, una lettura confermata dall'andamento degli ultimi 2 anni, sebbene il 2023 registri una
una piccola flessione rispetto ai picchi del 2022. Non mancano però le criticità e a segnalare la stessa Rosolin. Continuano ad aumentare, queste le sue parole, i working poor, cioè le persone che nonostante lavorino hanno grandi difficoltà nel condurre la loro vita per basso reddito, e resta il nodo dei giovani e delle donne per i quali l'occupazione è precaria, e quindi di qui il provvedimento annunciato. Lo squilibrio tra occupati e pensionati, qui vediamo nei grafici del Friuli Venezia Giulia i percettori di pensioni e gli occupati ogni 100 pensionati, insomma i numeri sono abbastanza evidenti. In Friuli Venezia Giulia 181 lavoratori attivi ogni 100 persone a riposo, è il dato peggiore del nord-est. In 6 comuni il numero dei cittadini in quiescenza supera quello di quanti hanno un impiego, quindi c'è questa fotografia di una tendenza che probabilmente nei prossimi anni è destinata anche a peggiorare, e qui trovate tutti i numeri e tutti i grafici appunto relativi a queste statistiche. È l'ora di provare a far rifiorire i territori lasciati da chi è partito per le grandi città. Giovanni Grandi, docente di filosofia morale, dice: trend impossibile da modificare in tempi rapidi, occorre fare delle scelte per appunto tentare di equilibrare la situazione. Vediamo ancora la politica nazionale. Sciogliete i neofascisti, Schlein attacca la Premier, ancora polemiche dopo i saluti romani alla ricorrenza della strage di Acca Larenzia, attacco della segretaria PD in aula, replica Piantedosi, con voi mai successo. Poi ancora il deputato, lo ricorderete, la sparatoria della fine dell'anno, Pozzolo sarà interrogato, parlerò solo con i giudici. Vediamo ancora il forum del piccolo e i riflessi, sono state sentite le opposizioni. Federica bocciato su sanità e migranti, bene la linea sulla nomina al porto. Il centrosinistra auspichiamo sia di parola appunto sul porto, critiche sul silos, nessuna attenzione alla dignità umana, e ne parleremo sicuramente anche appunto con Furio Honsel, vediamo qui fotografato, che sarà nostro ospite come rappresentante dell'opposizione in regione nella prima parte della nostra trasmissione dalle 8 alle 9, la prima parte con gli ospiti. Ha additato anche il nodo dello Stadio Rocco, il governatore difende il comune che non ha dato risposte alla Triestina. Ancora torniamo alla politica nazionale, gli aiuti all'Ucraina non si fermano ma nel PD si aprono le prime crepe. Il gruppo si astiene ma alcuni parlamentari votano a favore nel testo della maggioranza, questione di coerenza, quindi questo è successo ieri. Il ministro della difesa, qui vediamo Guido Crosetto, al Senato durante la comunicazione sull'invio di armi in Ucraina. La nuova linea Dem su Kiev, basta crediti alla destra, questo è il retroscena che ci viene raccontato un po' su tutti i giornali da diversi punti di vista evidentemente. Vediamo i dipendenti dell'ONU tra i terroristi delle stragi, Israele all'attacco dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, altri raid e morti a Gaza, abbattuti 24 missili e droni Houthi sul Mar Rosso. Continua anche questa crisi, la guerra, il conflitto appunto, ma c'è anche questo nuovo fronte, come abbiamo visto in tutte le prime pagine di oggi. L'Equador è in fiamme, guerra aperta in Arcos, Noboa chiama i militari, non ci sono ancora bilanci ufficiali ma si parla di 13 morti e 70 feriti. In allarme la comunità internazionale, il presidente: siamo in guerra. Ancora scontro giuridico al vertice dello Stato, siamo in Polonia e caos legale, ex ministro arrestato. Ancora l'estrema destra tedesca, espellere gli stranieri, spunta un piano segreto di reimmigrazione.
E ancora la Luna è più lontana, ma la corsa non si ferma dopo il fallimento di Peregrine. La Luna è ormai irraggiungibile per il lander Peregrine ed è più lontana per le missioni Artemis 2 e Artemis 3 della NASA, slittate rispettivamente al 2025 e 2026. USA, negli Stati Uniti, ultimi duelli elettorali in TV. Haley cresce, Trump la attacca. Secondo Biden il tycoon è pronto ad abbandonare gli alleati europei, va verso la corsa appunto alla Casa Bianca. Andiamo a vedere ora le notizie, saltando per un attimo, poi ci torneremo alla pagina dell'economia, andiamo alla pagina della cronaca cittadina, la cronaca di Trieste, eccola qui, che ci dà conto dell'aumento del buon andamento, insomma, del mercato delle crociere. Con le crociere più 12% di visitatori passati per Trieste nell'ultimo anno in più, meno imbarchi e sbarchi ma più tappe intermedie. Il totale dei passeggeri sale dai 424.000 del 2022 ai 476.000 del 2023. Qui vediamo alcune immagini, insomma, dei tanti turisti che arrivano in città attraverso le navi da crociera. In questa analisi di Nicole Brusaferro ci ha intervistato anche Gianluca Madriz, il presidente di Trieste Terminal Passeggeri. Altri 10 scali in più nel 2024, l'elenco raggiungerà quota 150 e a maggio debutta la Celebrity Constellation con 2000 viaggiatori. Il prologo celebrato da Deliziosa per il via al Giro del Mondo. A marzo si va a regime. Ancora vediamo non solo questionari e corsa contro il tempo per salvare l'estate di Barcola. Mancano meno di 5 mesi all'inizio della stagione balneare. I fondi ci sono e con le destinazioni sono qui elencate, ma i lavori sono imponenti. Andiamo a vedere un po' il punto della situazione che abbiamo fatto anche nella puntata di ieri di Sveglia Trieste. Allora, mancano meno di 5 mesi all'inizio della stagione balneare e l'amministrazione comunale sa che ai triestini, appena arriva il bel tempo, puoi togliere tutto ma non l'assolato cemento di Barcola con Topolini, il bivio, i chioschi e il fresco della pineta. Lo testimonia l'ampia partecipazione ai questionari lanciati dallo stesso comune e dalla regione, ma quei quesiti riguardano la Barcola che verrà, mentre l'urgenza è quella che ci troveremo quest'estate. Con i primi 200.000 euro a disposizione si è iniziato fin da subito a lavorare al ripristino della passeggiata che a Piazzale 11 settembre porta fino al bivio di Miramare, con la sistemazione dei cubetti in porfido sul lungomare Benedetto Croce, la messa in sicurezza da parte di Acegas dei suoi servizi e il consolidamento di alcuni tratti tra il Cedas e il Pane Quotidiano, dove c'erano stati dei cedimenti. Gli 830.000 euro che l'assessore al bilancio Everest Bertoli ha spiegato verranno messi a disposizione per la sistemazione del lungomare in attesa dei 6.200.000 euro garantiti dalla Regione, andranno a supportare la progettazione dei lavori. Dei fondi della Regione, nello specifico dall'assessorato con delega alla protezione civile di Riccardi, 1.200.000 euro serviranno per sistemare l'area del Club del Gommone fino al Molo Zero. 1.300.000 per il tratto da Piazzale 11 settembre al bivio, 500.000 per la pineta, 3 milioni per Cedas e Topolini, a cui si aggiungono 200.000 euro per il bivio. Gli interventi sulla lunga passeggiata e sulla pineta afferiscono l'assessorato alla pianificazione territoriale. Qui vediamo le immagini dei lavori ancora in corso. Il lungomare è ferito in alcuni punti, però è già iniziato il ripristino ed è confermata la linea per Grado, ma sull'isola il molo è da rifare. Il servizio, appunto, sono confermate anche per quest'anno le linee marittime di collegamento da Grado per Trieste, Lignano e Aquileia, però c'è il degrado al molo torpediniere a Grado che va sistemato, ci fa sapere quest'oggi il Piccolo. Ancora l'asta, l'ex Mensaker torna sul mercato, si riparte da una base di 2,8 milioni, alloggi, negozi, albergo, tutte le opzioni per il grande edificio di Via Carli, dismesso da mezzo secolo. Qui ne vediamo
un'immagine versa ormai in uno stato di totale abbandono da decenni in pieno centro. Appartamenti, un albergo, un piccolo centro commerciale sono i possibili scenari futuri per il riutilizzo dell'ex Massacre di Via Carli, conosciuta anche come ex fabbrica macchine di Sant'Andrea, uno degli edifici dismessi più grandi di Trieste. Il Comune ha infatti pubblicato l'annuncio ufficiale per l'asta pubblica sperando di riuscire finalmente ad alienare l'immobile dopo che altre 2 gare non avevano raggiunto l'obiettivo. Staremo a vedere appunto come andrà questa volta l'asta. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo ancora con la nostra rassegna stampa e con i nostri servizi. A fra poco. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora andiamo a vedere nuovamente il giornale, il Piccolo, il quotidiano di Trieste, per darvi conto delle notizie relative alla città e anche ai rioni. Nuova palestra di San Giovanni, lavori finiti entro primavera 2025. Si rimette in moto l'iter per il futuro impianto polifunzionale. Il 29 gennaio l'apertura delle buste, poi un anno di cantiere, il cosiddetto cubone di Viale Sanzio, protagonista di un infinito iter burocratico. La denuncia delle opposizioni di PD, adesso Trieste, Movimento 5 Stelle, Lista Russo, l'urgenza sulla mozione per la Triestina al Rocco bocciata dalla Capigruppo. Questo accade in Consiglio Comunale. Qui vediamo invece adesso Trieste, un'idea radicale di autogoverno. Adesso Trieste sfida la politica tradizionale, dai primi passi nel 2020 all'avventura in Regione assieme al patto per l'autonomia, manovre e strategie in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Tra i suoi referenti quelli dei comitati che in questi anni sono sorti nei rioni e per l'ambiente. Nei prossimi mesi la lista parteciperà a un nuovo percorso federativo con altre realtà della regione. Questa è l'intervista di Giovanni Tomasin, è al contempo un'eccezione molto triestina, è un fenomeno con diversi riscontri nel resto d'Europa. In poco più di 3 anni di vita la lista municipalista Adesso Trieste ha scombinato le carte della politica cittadina con la sua agenda ecosociale e i suoi principi di democrazia diretta. Qui c'è tutta un'analisi appunto dei prossimi passi di questo movimento. Ancora zone calde già presidiate, c'è l'intervista al questore Ostuni, che traccia un bilancio dell'ultimo anno d'attività della Polizia di Stato in città. Il trend dei reati non è in aumento rispetto al 2022 ed è inferiore all'epoca pre-Covid. Zone calde già presidiate, ora controlli nelle aree ATER, donne denunciate subito. Questo è l'appello del questore contro tutti gli episodi di violenza contro appunto il genere femminile. I minori stranieri nelle strutture che li ospitano ci sono delle regole, ma non sempre, dice il questore, vengono rispettate. Si riferisce a casi di risse anche con coltelli e spranghe che sono accaduti purtroppo più volte in città. Albero abbattuto, Vicolo delle Rose ancora chiuso, ne abbiamo dato conto anche noi. E poi ancora la polizia locale truffa ai danni di una ricevitoria, denunciato un caso che abbiamo trattato anche noi ieri in un servizio di questo truffatore, che però è stato poi fermato dalla polizia locale. Ha tentato appunto di rubare dei soldi facendosi ricaricare una carta gioco, però senza pagare, ma è stato appunto individuato e fermato. Vediamo. Ha truffato il gestore di una ricevitoria a Trieste facendosi caricare sulla carta di un conto gioco 400 euro ma senza pagare. L'uomo aveva poi fatto perdere le proprie tracce, ma gli investigatori della polizia locale sono riusciti a rintracciarlo e denunciarlo. Si tratta di un 35enne già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. I fatti si sono svolti pochi giorni prima delle festività natalizie. Il 35enne, dopo aver chiesto una ricarica su un conto gioco, al momento del pagamento ha presentato un bancomat, ma l'operazione non è andata a buon
buon fine. Dichiarando di allontanarsi dalla ricevitoria per recarsi a uno sportello per il prelievo del denaro necessario a coprire i costi della ricarica, l'uomo è invece scappato. Prima ancora era riuscito a estorcere con destrezza il codice numerico abbinato alla transazione, così da ricaricare il suo conto gioco con 400 euro. La proprietaria della ricevitoria, accortasi della truffa, ha denunciato il fatto alla polizia locale, fornendo una descrizione del truffatore. Le indagini hanno portato a dei video di alcune telecamere presenti nella zona. Gli agenti sono riusciti a risalire sia al 35enne sia alla targa del veicolo con il quale si era allontanato dopo la truffa. Dagli accertamenti successivi è emerso che la macchina usata per la fuga era rubata. Infatti sull'uomo pendeva già una denuncia presentata ai carabinieri di Ascoli Piceno. Grazie all'attività investigativa il 35enne è stato intercettato dalla polizia locale. L'uomo aveva ancora con sé il bancomat usato per la truffa e si trovava a bordo della macchina rubata. Per questo motivo il 35enne è stato denunciato, il bancomat sequestrato e l'automobile restituita al legittimo proprietario. Questa è l'operazione della polizia locale. Allora torniamo sulla cronaca, la cronaca cittadina, torniamo al caso Resinovic con sempre il piccolo. Caso Resinovic, riesumazione probabile il prossimo 26 gennaio, quel giorno il PM darà l'incarico ai consulenti e qui vediamo la foto della tomba di Liliana Resinovic. Poi ancora operaio cade dalla scala e si rompe una gamba nell'acciaieria Arvedi, è precipitato da un'altezza di 1,5 metri e la denuncia: piantonato in ospedale dopo aver ucciso il figlio, non c'è posto in REMS. Il procuratore De Nicolo: uno scandalo, il numero dei posti delle REMS, le residenze che accolgono gli autori di reati affetti da disturbi mentali, sono insufficienti. Ne abbiamo parlato anche noi con un servizio riportando proprio il caso del 67enne triestino che in via Foscolo poco meno di un anno fa uccise in casa il figlio disabile, tentando poi di suicidarsi, e quest'uomo si trova ancora ricoverato e piantonato all'ospedale Maggiore proprio per mancanza di posti nelle REMS. Vediamo. Dovrebbe stare in una REMS, una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ma per assenza di posti è ricoverato da circa 300 giorni nel reparto diagnosi e cura dell'ospedale Maggiore. E la vicenda di Marino Petronio, anziano parzialmente capace di intendere e di volere, che il 16 marzo dell'anno scorso uccise il figlio disabile nel suo appartamento di via Foscolo e fu condannato a una misura di sicurezza in un'apposita residenza. Lo rileva il sito di Trieste Prima, che riporta anche la dura critica del procuratore capo Antonio De Nicolo. È un autentico scandalo, ha dichiarato, che si perpetua nella vergognosa indifferenza delle istituzioni sanitarie. La permanenza di Petronio in ospedale provoca fra l'altro grande dispendio di risorse umane e fondi, essendo l'uomo piantonato notte e giorno da almeno 6 agenti penitenziari. La sera del 16 marzo scorso Petronio, 67 anni, uccise a coltellate il figlio Alberto di 38, disabile, e poi tentò di suicidarsi. Fu salvato dai sanitari del 118. Le indagini furono condotte dalla squadra mobile coordinate dal PM Massimo De Bortoli. Il ricovero presso il nosocomio triestino va avanti a causa dell'assenza di posti liberi nelle REMS, che in Friuli Venezia Giulia sono solo 3, tra cui quella di Aurisina, per un numero complessivo di soli 8 posti. Questa è la situazione. Allora torniamo a leggere il piccolo, andiamo ancora nelle pagine intere della cronaca cittadina. Confronto in regione tra Bazzara e Fedriga, faremo a Trieste gli stati generali del caffè, vediamo qui anche le fotografie, e poi le memorie dei popoli di confine attraverso letteratura e giornalismo, l'evento organizzato dalla comunità degli italiani di Fiume e dall'associazione Fiumani Italiani nel Mondo. Qui vediamo invece la messa del vescovo nella casa della Onlus, la strada dell'amore, Trevisi, fra i ragazzi, i genitori, i volontari della realtà che si occupa dei disabili adulti. C'è stata anche la visita del consigliere Grilli, dell'assessore Roberti della regione. Strade proibite ai mezzi pesanti, Duino Aurisina verso la proroga. L'ordinanza no tir è in scadenza il 20 gennaio, inviata dal sindaco Gabrovez la richiesta di conferma del provvedimento alla prefettura che la deve autorizzare.
era stata un po' una vittoria del comune di Duino Auresina, ora si chiede appunto di prorogare questo provvedimento anti-passaggio dei tir attraverso il paese. Blackout fra Opicina, Prosecco e Sgonico è accaduto ieri mattina, è durato poche ore ma ha ugualmente provocato una serie di disagi. Il blackout che ha interessato ieri nelle prime ore del mattino certe zone dell'altipiano. A segnalarlo sono stati inizialmente alcuni residenti del comune di Sgonico nonché delle frazioni di Opicina e Prosecco. Poi casa di riposo di Muggia, Sugi e Comune avanti il rinnovo della convenzione anche per il 2024. San Cristoforo al via il ripristino del tratto colpito dall'ultima frana. Chiuso quindi l'iter burocratico dell'operazione coperta da protezione civile con 250.000 euro dal 22 l'allestimento del cantiere, dal 29 gennaio sempre i lavori. Questo è l'intervento a Borgo San Cristoforo interessata da una frana nel febbraio dello scorso anno. Punti luce, gestione estesa per 2 mesi, si parla sempre di Muggia, il doppio affidamento dell'amministrazione Polidori. Qui siamo già alle segnalazioni, volevo solo ricordarvi ancora una segnalazione dei consiglieri dell'opposizione capigruppo Alessandra Richetti, Giovanni Barbo, Riccardo Laterza e Paolo Altin che tornano alla carica con la loro richiesta a sindaco e assessori competenti di riaprire il sottopassaggio della stazione per ospitare temporaneamente in emergenza le persone che sono al freddo in questi giorni, che vivono o al Silos o in strada direttamente. Avendo constatato personalmente, scrive la consigliera Richetti, poi in questa lettera firmata anche dagli altri capigruppo, la condizione del Silos e delle zone limitrofe, avendo parlato con alcuni interessati ed essendoci confrontati con le associazioni che operano nella zona, che riportano settimanali richieste di intervento al servizio sanitario d'emergenza e richiedono da tempo di trovare una soluzione di ricovero dal freddo anche d'emergenza, chiediamo si operi con urgenza viste le attuali prossime condizioni meteorologiche avverse, quindi l'arrivo del gelo che già in questi giorni stiamo vedendo. Ancora la richiesta da parte di un lettore del Piccolo, cosa aspetta il Comune a sistemare la strada che porta al castello di Miramare. Questa è la situazione, insomma tutti i lavori che derivano dai danni delle mareggiate dei giorni scorsi, delle settimane scorse. Ieri invece con ospite, sfruttando insomma un'ospitata nei nostri studi dell'assessore Elisa Lodi ai lavori pubblici, abbiamo parlato nuovamente del campo Cologna che era stato anche interessato in qualche modo da danni dovuti alla forte bora. Allora rivediamo insieme che cosa ci ha detto, cosa ha detto ai nostri microfoni. Saranno tempestivi i lavori di ripristino del tetto della tribuna di Campo Cologna dopo i danni provocati dalla bora. A confermarlo l'assessore comunale alla gestione degli impianti sportivi Elisa Lodi dopo aver preso coscienza dell'accaduto. La temporanea chiusura alle attività dell'atletica al Draghicchio pesa in termini di attività sportive ed è proprio ciò che il municipio vuole scongiurare quanto prima per non ritrovarsi in una situazione simile a quella del Pala Chiarbola, con il dirottamento altrove di squadre e atleti. L'unica alternativa disponibile a oggi è identificabile nello stadio Grezzar con tutte le difficoltà del caso. Purtroppo la bora ha creato questo danno alla copertura della tribuna e abbiamo già convocato l'impresa che verrà oggi presso i nostri uffici affinché si faccia l'intervento in tempi brevi. Abbiamo chiesto all'impresa di intervenire già entro questa settimana, ovviamente non appena la bora cessa, perché l'intervento deve essere fatto in quota, quindi oggi si prenderanno gli accordi con l'impresa per attivare l'elevatore che possa permettere quindi l'operazione di messa in sicurezza della tribuna e permettere successivamente, abbiamo già avuto anche contatti con i vigili del fuoco, e la riapertura del Draghicchio e quindi la piena fruizione del campo di atletica. Quello di Campo Cologna è un capitolo che ha sempre rappresentato qualche difficoltà. Natura vuole che impianti che includono molte attività all'aperto necessitino di manutenzioni e aggiornamenti frequenti. L'assessore Lodi in tal senso ha ricordato gli investimenti eseguiti per dare continuità ad esibizioni, allenamenti e gare ufficiali. Abbiamo rifatto il campo di atletica completamente e abbiamo in piedi il progetto esecutivo per l'illuminazione
riqualificazione da un altro 1 milione di euro. Abbiamo ordinato la caldaia per quanto riguarda quindi il lato tennis, per l'acquisto di una nuova caldaia per la struttura. Abbiamo nel piano delle opere anche la riqualificazione della pavimentazione del campo di tennis. Gli interventi sono tanti, la struttura è grande, ma il nostro interesse è ovviamente che il campo Colonia sia utilizzato il più possibile anche nell'orario pomeridiano e serale. Ovviamente il nostro interesse sarà continuare nella manutenzione. Purtroppo quello che è avvenuto è stato un problema relativo alla Bora che ovviamente risolveremo in tempi brevi. Da Trieste ci spostiamo per un attimo a Monfalcone, nelle pagine interne appunto del quotidiano Il Piccolo, l'edizione di Gorizia e Monfalcone. C'è l'intervista all'attore Paolo Rossi, c'è bisogno di spazi dove poter pregare, avrei sfilato anch'io. Si riferisce alla manifestazione, alla sfilata silenziosa che ha interessato prima di Natale tanti stranieri presenti appunto in città a Monfalcone, ma anche tanti monfalconesi erano con loro appunto a sfilare contro il provvedimento che vieta la preghiera, l'attività di preghiera in 2 centri islamici. Questa è l'intervista che troviamo all'attore di origine monfalconese che ricorda: mio nonno era vigile urbano e mi faceva entrare gratis al Cine Azzurro, che è l'attuale teatro di Monfalcone. Allora, poi ancora sempre Monfalcone, questa conferenza stampa l'abbiamo seguita anche noi, da Grado a Monfalcone in barca per visitare le mostre dei presepi, una delle idee del sindaco per il dicembre 2024, quando sarà pronto il canale Valentinis, il punto più a nord del Mediterraneo, come ama definirlo appunto il sindaco di Monfalcone Anna Cisint, che vuole valorizzare questo luogo appunto di Monfalcone anche con imponenti lavori di restauro. Allora rivediamo insieme il servizio proprio dedicato al bilancio del Natale e delle festività appena trascorse e con i progetti per quello a venire. La mostra dei presepi è stata visitata da più di 1200 persone, abbiamo avuto numeri importanti, ma già anticipo che il prossimo Natale sarà ancora più bello. Quest'anno è stato fantastico, il numero delle persone che sono venute è stato veramente molto importante, e per il prossimo anno abbiamo già immaginato di sfruttare ancora di più il mare che entra in città. Un bilancio più che soddisfacente è quello tracciato dal Comune di Monfalcone per le tante iniziative promosse in occasione delle festività di dicembre. Un Natale ricco di luce e all'insegna del rispetto delle tradizioni, ha commentato il sindaco Anna Maria Cisint, che si è anche sbilanciata sui programmi per le feste del 2024. Accanto alla città di luce, alla città di magia nel prossimo Natale, abbiamo già scelto che una parte del Natale sull'acqua la faremo proprio sul punto più a nord del Mediterraneo, valorizzando ancora di più questa capacità che abbiamo di crescere e di avere ad esempio una mostra dei presepi, che quest'anno è stato forse il punto più importante, più bello, perché è condiviso anche con il territorio. Quindi il prossimo anno aspettiamoci un Natale bellissimo, ma aspettiamoci anche di viverlo sull'acqua nel punto più a nord del Mediterraneo. I dati snocciolati dall'assessore alla cultura Luca Fasan hanno permesso di valorizzare le istituzioni culturali cittadine, dai musei al teatro, dando anche una buona mano al commercio. Quasi 35.000 presenze in tutte le attività che noi abbiamo fatto, sia per quanto riguarda quelle ludiche e quindi gli eventi itineranti, tutti gli spettacoli come i concerti che sono stati fatti nella nostra piazza, ma anche quelli culturali. La nostra galleria ha macinato quasi 4.000 presenze, il nostro MUC ha fatto risultati molto importanti, ma anche il museo, di recente inaugurazione del museo medievale, ha fatto quasi 1.500 presenze. Numeri importanti che hanno generato un'altra grande opportunità per tutte le nostre attività commerciali. Allora torniamo in studio per leggere anche la mail di Giorgio Marchesic, che ci invia e dice: buongiorno Laura, come già scritto e detto innumerevoli volte, per salvare la Varsila basterebbe estendere il punto franco come previsto dal trattato di pace istituito proprio là vicino. I partiti e i sindacati solo così potranno salvare la fabbrica e l'occupazione dai lavoratori. Estendere i punti franchi a tutte le industrie e fabbriche in crisi è l'unica e sola soluzione per salvaguardare l'occupazione
occupazione a Trieste. E allora torniamo sul piccolo e torniamo proprio sul caso Wärtsilä per vedere ancora quelle che sono state le reazioni a quanto è successo l'altro ieri sera, in serata tarda, è arrivato appunto il no di Wärtsilä direttamente dalla Finlandia alla proroga della solidarietà per i 300 lavoratori, ma questo è soltanto l'inizio, diciamo, di un percorso che porterà definitivamente alla chiusura, o almeno così è nelle intenzioni appunto ben espresse dell'azienda. Qui abbiamo visto l'intervento del ministro Urso, ha detto pronti a revocare incentivi e contributi, queste sono state le sue parole. Dice: il sito produttivo di Bagnoli della Rosandra è strategico per l'intero paese, non abbiamo intenzione di rinunciarvi, andremo avanti, ma adotteremo tutte le azioni necessarie per recuperare gli incentivi e contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni, l'affondo appunto del ministro Adolfo Urso, e ci confronteremo solo con Wärtsilä Finlandia, perché il confronto non potrà più avvenire con l'attuale dirigenza italiana, che ha mostrato di non avere alcuna autonomia decisionale, e l'affondo bis della sottosegretaria Fausta Bergamotto. Ne avevamo parlato ieri proprio insieme ai sindacalisti che ci avevano proprio riferito queste parole della sottosegretaria Bergamotto. Allora, ieri abbiamo sentito anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che ha garantito ancora l'impegno della regione, anche quello insomma in collaborazione con il governo, per aiutare i lavoratori e comunque continuare sulla strada della reindustrializzazione del sito di Bagnoli della Rosandra. Sentiamo che cosa ci ha detto. Intanto la prima considerazione è che lavoreremo anche col governo per valutare se la norma sulla procedura possa essere ancora più rafforzata, perché fortunatamente abbiamo il legislatore che vuole tutelare le produzioni in Italia e le filiere produttive strategiche in Italia, e quindi faremo questa valutazione. Dall'altro continuiamo ovviamente a lavorare, vista evidentemente il disimpegno da parte di chi aveva e ha l'onere di trovare i soggetti per la reindustrializzazione dell'area, ma noi continuiamo a lavorare insieme al governo per trovare delle soluzioni che possano dare risposte anche nel breve periodo, e quindi stiamo lavorando per questo. Queste le parole di Massimiliano Fedriga, che è stato anche protagonista del Forum del Piccolo, vediamo qui nelle pagine interne appunto del quotidiano, che ha sentito anche le opposizioni sulle sue dichiarazioni, su questa lunga intervista che gli è stata fatta. Allora, Fedriga bocciato su sanità e migranti, bene la linea sulla nomina al porto. Il centrosinistra dice: auspichiamo sia di parola, critiche sul silos, nessuna attenzione alla dignità umana. Allora, promosso sulla fermezza rispetto alla nomina di una figura di forte competenza per il porto, ma vediamo se sarà davvero così, dicono appunto le opposizioni in Consiglio regionale. Bocciato sulla sanità, ne parla come se non governasse da anni. Sull'immigrazione, con il silos dimostra di non avere alcuna attenzione alla dignità umana, e sullo stadio Rocco difende il comune che ancora non ha dato risposte alla Triestina. L'opposizione commenta senza fare sconti l'intervista rilasciata dal presidente Massimiliano Fedriga nel forum organizzato da Nord-Est Multimedia. Sulla successione di Zeno D'Agostino alla presidenza dell'autorità portuale, Fedriga ha sottolineato che non ammetterà lottizzazioni politiche. Dice cose sensate, replica Massimo Moretuzzo, auspicando che il presidente sia di parola e non riproponga le nomine fatte in passato dal centrodestra. Il leader dell'opposizione del Patto per l'autonomia evidenzia tuttavia che sembra che negli ultimi 6 anni abbia governato qualcun altro. Dopo tutto questo tempo dice di voler mettere mano alla sanità e parla ancora delle UTI per giustificare il disastro degli enti locali. Quindi questa è la critica di Moretuzzo, che si concentra poi sulla questione migranti. Una situazione come quella del silos si protrae nell'indifferenza del centrodestra che governa Trieste, in regione e nel paese, dimostrando di non avere
alcuna attenzione alla dignità umana. L'ultimo passaggio poi è sulle infrastrutture. I soldi a Roma stanno finendo, bisogna muoversi per chiedere le risorse davvero necessarie, ma Fedriga dice che il ponte sullo stretto e la velocizzazione ferroviaria non sono in contrapposizione, quando il ponte è solo un'opera faraonica per rivitalizzare un certo ministro intraprendente. Così si esprime appunto il leader del patto per l'autonomia. Va giù duro anche il capogruppo PD Diego Boretti, che nota come sulla sanità Fedriga non cita mai l'assessore Riccardi e parla di una riforma che come unico effetto ha avuto il continuo peggiorare della situazione. Facciano le scelte e le valuteremo, dice. Sulle infrastrutture Moretti chiede chiarezza. Qual è la posizione della Giunta sui 30 km di galleria ferroviaria sotto il Carso per l'alta velocità e così via. Insomma, gli fa diverse domande. Il Dem triestino Francesco Russo va all'attacco sul tema dello stadio. Fedriga confessa indirettamente di essere il vero sindaco ombra di Trieste, così si esprime Russo. Il governatore è stato costretto a intervenire sullo stadio, sullo spostamento delle scuole in via Rossetti e pure sul trasloco degli uffici regionali in Porto Vecchio, mossa che in pochi apprezzano ma che supplisce alla totale assenza di risultati dal Comune. L'altro esponente giuliano del PD, Roberto Cosolini, si concentra sulla sanità. Mi domando se il governatore si renda conto o faccia finta di non vedere la situazione reale, come chiama ancora in causa il Covid, ma gli indicatori nazionali mostrano che altre regioni hanno avuto una reattività post pandemia molto migliore della nostra. Insomma, diverse le critiche all'operato di Fedriga. Qui vediamo anche di altri esponenti, Laura Fasiolo che parla di ritardi a Gorizia, Rosaria Capozzi dei 5 Stelle che si concentra sul terzo mandato, l'ipotesi appunto di terzo mandato per Fedriga, e sull'idrogeno si concentra Furio Honsel in questo commento sul piccolo. Fedriga cita il progetto della Valle dell'Idrogeno facendo finta di non sapere che è un progetto di Slovenia e Croazia dove Friuli Venezia Giulia fa da spettatore e glielo chiederemo direttamente fra pochissimo. Appunto avremo ospite in studio fra pochi minuti proprio l'esponente di Open FVG Furio Honsel. Allora adesso un piccolo spazio pubblicitario, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno a Furio Honsel, consigliere regionale di Open Sinistra FVG. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno a lei e a tutte le spettatrici e ai telespettatori. Bentornato nei nostri studi. Grazie. Allora, ci sono già delle domande per lei, consigliere, Bene. da parte del nostro telespettatore affezionato Claudio Visintin. Allora, buongiorno signor Claudio. le leggo subito le mail, poi magari commentiamo, ma in realtà il signor Claudio inserisce nella sua mail anche le domande alcune delle domande che volevo già farle, quindi cominciamo con le tante richieste. Allora, chiedo al consigliere come giudica sulla successione di Zeno D'Agostino alla presidenza dell'autorità portuale. Penso sia auspicabile, dice Claudio, in continuità nominare il suo braccio destro, il segretario generale Vittorio Torbianelli. Poi le chiede anche il suo parere insomma, sul progetto Hydrogen Valley in regione, sulla sanità, i dubbi che intravede, specie per le lunghe liste d'attesa per fare esami specialistici, e poi il ripristino delle province, cosa che indubbiamente c'è stata solo nel Friuli Venezia Giulia, no? Come abolizione delle province, e lui ritiene siano funzionali come ente intermedio con competenze specifiche tra comune e regione. Insomma, queste le tante domande. Da cosa cominciamo? Ma ce n'è innanzitutto per un programma elettorale, quindi complimenti, perché infatti, chi ha attento, una visione così lucida, ci fosse appunto una visione altrettanto lucida nel Consiglio regionale. Molto spesso invece tutto viene visto attraverso la nebbia. Consigliere, le chiedo solo un attimo, un momento di pausa, perché stiamo per collegarci con il nostro Bernardo Gulotta,
che vedo poi in condizioni particolari di freddo, esposizione alla bora. Dove ti trovi? Buongiorno Bernardo, ti vedo in compagnia anche dei cosiddetti nonni paletta. Non ti sentiamo Bernardo. Buonasera a tutti i telespettatori. Allora, vediamo se riusciamo a sentire Bernardo. Eccoci. Adesso mi sentite? Sì, adesso sentiamo. Buongiorno. Perfetto. Buongiorno di nuovo a Laura, buongiorno al consigliere Onzel e tutti i telespettatori. Siamo via Giulia e via Margherita, con noi c'è Fiore, buongiorno Fiore. Buongiorno a lei. Come si chiama il collega? Carlos. Carlos. E loro sono ogni mattina qui, ovviamente diamo il buongiorno anche all'assessore alla sicurezza del Comune di Trieste e alla Polizia Locale Caterina De Gavardo. Assessore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Marcello Medau. Buongiorno a tutti, un saluto in studio. Autore e fautore di diverse iniziative proprio a favore dei nonni paletta, l'abbonamento degli autobus, l'impiego proprio di questi volontari fuori dalle scuole e anche un po' il coordinamento di tutto quello che è stato fatto nel tempo proprio per garantire a voi di poter svolgere questa attività in sicurezza e per la sicurezza. Certo. Com'è la mattina di solito? Tanto caotica questa zona? Ultimamente no, perché manca soldi, non c'è tanta benzina, gira più autobus e va bene, sì. Casi particolari di questo incrocio? Traffico, tanto traffico. Non c'è una regola, destra, sinistra, su, già qua, dall'altra parte. È stato brado, qua bisogna fare una rotonda. Secondo lei gli automobilisti sono un po' indisciplinati? Un po'? Un po', togliamo un po', sono indisciplinati. Quanto? Da una scala da tanto a tantissimo? Di più. Di più, ok. Ecco, sì. Poi ci sono anche le persone che, sì, brave, sanno guidare. Lei ha manifestazioni di affetto, di stima, qualcuno che viene qui, le porta un caffè, che ne so, qualcosa? No, caffè, poi i regalini, i biscotti, i bambini, certi bambini ci fanno i biscottini a casa, li fanno loro. Sì, o a scuola fanno i biscottini e ce li portano. Da quanto tempo svolge questa attività? 13 anni, non so più. Così tanti? Sempre qua. Sempre qua? Sempre qua, sì, conosco tutto qua per terra. Ogni tambino. Qualche caso singolare, qualche episodio curioso in questi 13 anni? Tipo questo, guardalo. Non possiamo inquadrare i bimbi. Batti 5. Bella amore. Ciao. Qualche caso particolare, dicevo? No, in che senso, scusa? Non so, è successo mai qualcosa di curioso? Assolutamente no. Seguo bambini che ha perso la mamma, perché il bambino è sceso qua, alla fermata del bus, la mamma è andata avanti, capisci? Allora sta qua con me, aspetta, così, borsette che ho trovato, telefoni. Ombrelli? No, è sparito il mio. Possiamo dire che questa mattina ha delegato a Carlos di fare tutto il lavoro perché lei sta qua a parlare con noi. Sappiamo bene gestirsi. Ok. Sì. Poi abbiamo anche educato anche per il traffico. Educato il traffico? Sì. In che senso? Vedono che sono occupati e si arrangiano da soli. Ok, quindi già la pettorina incute una sorta di rispetto. Sì, la mitica pettorina. Sì. Non è una mimetica ma fa il suo dovere. Assessore De Gavardo, è un'iniziativa che nel tempo il Comune e le giunte di piazza e poi ma anche insomma, quelle precedenti hanno voluto mantenere, che è importante e rende le famiglie un pelo più tranquille, possiamo dire così. Assolutamente sì, come ha detto giustamente lei, nasce da una proposta del consigliere Medau, una proposta che abbiamo ritenuto assolutamente di portare avanti. Si tratta di un servizio essenziale per la città. I nonni paletta, i nonni vigili sono una risorsa importantissima per i bambini, ma anche per i genitori che si sentono molto più tranquilli ad affidare i loro piccoli ai nonni paletta. E, prima con Fiore dicevamo che lui fa doppio servizio, quindi mattina e pomeriggio, all'entrata e all'uscita della scuola, e vorrei ringraziare in questa occasione davvero tutti i nonni paletta che anche con la pioggia, con la bora e con il freddo di questi giorni si sono resi utili, indispensabili per la città. Grazie davvero a tutti per il loro importantissimo lavoro. Mi sposto dietro a Elisabetta per andare invece a fianco al capogruppo Medau che, come dicevo prima, ricordavo prima, un po' il fautore di iniziative per andare incontro ai nonni paletta. Beh, come si sa, io sono molto affezionato un po' a quello che è tutta la categoria dei nonni paletta e mi sono battuto tanto, poi in realtà ha riscosso un grande successo perché sono amati un po' da tutti. Diceva prima Fiore che in realtà da quando è qua non è mai accaduto nessun incidente. Io
ed è capitato qualche volta, e quando si è girato è successo un incidente, quindi per dire che effettivamente il loro servizio è non solo utile ma importantissimo per tutta la collettività. Appunto, come io dico sempre, io ho 3 figli, quindi la categoria non in paletta li ho sempre adorati con i 5. Si è visto prima il ragazzino che si basa, raccontava che prima i bambini fanno i biscotti, lo portano, insomma, quindi in realtà io penso c'è un bellissimo clima e loro sono assolutamente fondamentali per tutta la collettività, per tutte le mamme, per tutti i bambini. È una figura che mette anche allegrie nonostante un impegno importante, come diceva anche l'assessore, col freddo, con la pioggia, con la bora, con il caldo, insomma sono sempre qui, quindi io voglio anch'io ringraziare tutti i nonni palette che svolgono questo servizio con serietà e con calore e con amore. Voleva aggiungere, assessore? Sì, volevo cogliere l'occasione per ringraziare Trieste Trasporti che collabora con il Comune di Trieste in questa iniziativa e dà la possibilità ai nonni paletta di raggiungere in sicurezza con i mezzi pubblici gratuitamente il loro posto di lavoro. Fiore, gliel'ha mai data la paletta in testa a qualcuno? Tipo a mo' di martelletto? Posso dire perché delle autorità qua vicino. Comunque non volevo dimenticare di salutare il mio amico che è venuto a casa dell'ospedale. Ok, sta meglio? Arrigo, sì. Facciamo tutti un grosso in bocca al lupo. Sì, mi ha detto che come infermiera che mando magari la Mrs. Friuli, ma... Se ha piacere. Farò il possibile. Salutiamo Carlos da qui oppure lo vediamo impegnato? Dai, fino adesso non tira sotto nessuno, andiamo via anche voi. Dai. Andiamo via, portiamo sfortuna. No, per me, no, fino adesso non tira sotto nessuno, andiamo via sani, dai. Andiamo via finché va tutto bene. Una roba. Sì. I suoi colleghi ieri addirittura le caramelle ne ha portate, perciò che parliamo bene, eh? Vi trattano bene. Medao, approfitto per un angolo politico, Laura, poi restituisco la linea a te, così potete dialogare col consigliere Onsel. Lei mi diceva prima, mi raccontava prima come alla Capigruppo, a seguito della richiesta di urgenza di una mozione di Adesso Trieste da parte del capogruppo Riccardo La Terza sullo Stadio Rocco ci sia stata un attimo di confusione. Sì, diciamo così. Giusto per chiarire quello che è accaduto, era una mozione congelata da 2 o 3 mesi e il capogruppo di Adesso Trieste ad una certa voglio discuterlo adesso, però effettivamente erano passati 3 mesi, quindi bisognava un po' leggerla. E quando io e il consigliere polacco abbiamo chiesto di rinviarla alla prossima capigruppo, quantomeno per dare una possibilità in più a questa mozione, e lui ha detto no, evidentemente era soltanto una mera strumentalizzazione, perché in realtà la mozione ormai era antica, le cose che diceva nella mozione sono abbondantemente superate, quindi in realtà io sono rimasto un po' male perché si dimostra ancora una volta come lui non ci teneva davvero alla mozione ma voleva semplicemente avere 2 righine sul giornale. Mi è molto dispiaciuto. Ma qual è l'oggetto di questa mozione? Era praticamente dedicare allo Stadio Rocco le partite della Triestina, che siamo tutti d'accordo perché abbiamo detto in tutte le salse che effettivamente lo Stadio Rocco è della squadra della Triestina, però effettivamente lui, dopo le dichiarazioni del capogruppo regionale Claudio Giacomelli, che appunto esprimeva la sua opinione, giusta opinione, nel senso che oramai i biglietti sono venduti i concerti, sì, quindi in realtà questa è la realtà, no? Non accadrà più, però questa è la realtà. Però in questo caso lui se l'è presa e ha voluto portare avanti, evidentemente perché ci sarà, immagino, la richiesta del capogruppo dell'opposizione Russo, perché insomma dopo quello che è accaduto all'ultimo consiglio Riccardo ha dimostrato di essere un suddito di Russo, quindi effettivamente immagino sia un discorso di questo tipo. Mi dispiace un po' perché si è dimostrato che non ci tiene davvero, che sta un po' ingannando quelli che sono i tifosi. Però ecco, resta il problema che a giugno ci sarà la concomitanza fra la richiesta della Triestina di giocare a Rocco e i concerti, cioè questo è un passo, come si sbroglia? Beh, in realtà c'è già un discorso con la Triestina, si stanno già muovendo, quindi è ovvio che il problema c'è. Speriamo che non ci sia, però il problema c'è, però quello non è la mozione di La Terza in questo caso non aveva nulla a che fare con questo discorso qua, ma semplicemente chiedeva un discorso che ha superato. Abbiamo chiesto di spostare la settimana prossima, anche perché lunedì, non essendoci consiglio, effettivamente poi non c'è la necessità di avere questa fretta. Tutto qua, insomma, volevo sottolineare questo fatto qua che mi è un po' dispiaciuto, tutto qua. Grazie al consigliere capogruppo Medao, grazie all'assessore De Gavardo, a Fiore, a Carlos, vi restituiamo la linea e ci sentiamo dopo. Grazie
Grazie a te Bernardo e ai tuoi ospiti. Allora, abbiamo sentito anche la polemica politica, ha seguito un pochino la vicenda dello Stadio Rocco. Sì, lei sa, quando io regione, ero, no? forse non lo sa, ma io lo dico, Sì. quando io ero sindaco a Udine, io sono quello che diciamo, ha fatto l'accordo con l'Udinese, e quando vedo le partite diciamo, degli altri stadi vedo che appunto ancora lo stadio di Udine è uno dei pochi che ha diciamo, la copertura e c'è bisogno appunto anche per la pioggia, e quindi diciamo, mi compiaccio di quell'accordo che si fece, dove sostanzialmente al comune non costò assolutamente nulla, né alla regione come precedentemente si voleva, fu pagato interamente dalla società, e anzi appunto il comune di Udine risparmiò circa, io avevo fatto i conti, circa 1,5 milioni l'anno per averglielo sostanzialmente venduto per 99 anni. È chiaro che la Triestina non è una società altrettanto solida, però e quindi non potrebbe gestirlo, però ricordo anche che abbiamo fatto una partita della Nazionale, addirittura con già insediato il palco per il concerto di Madonna. Quindi, insomma, sì, quindi credo che si riesca, se c'è la volontà, si riesce sempre a trovare un accordo. No, è chiaro che bisogna diciamo, evitare di strumentalizzare. Sì. La cosa. Allora, sentiamo la telefonata, poi torniamo alla mail di Claudio. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. No, le dita, solo le dita, il resto non pago per cui. Pronto? Buongiorno. C'è qualcuno in linea? Vediamo se riusciamo a dialogare con questo Pronto? Chi è in linea con noi? Sento una voce in sottofondo ma non riesco a parlargli. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare. Sì, pronto, buongiorno. No, evidentemente c'è qualche problema di collegamento. Allora, togliamo pure la telefonata, e dicevamo appunto tante domande da parte di Claudio Visintin, che diceva appunto partiva dalla presidenza dell'autorità portuale. Allora, innanzitutto prima, guardando qui proprio dalla finestra di questa meravigliosa locazione dove c'è anche la sede della vostra televisione, sì, appunto Tele4, e contavo le navi che c'erano in radio. Tutte le volte diciamo si arriva quasi, oggi forse ce n'era qualcuno in meno, ma si arriva circa alla decina, cioè è chiaro che questo diciamo, è comunque un aspetto fondamentale. Per problemi internazionali, no? Lo sappiamo, perché la crisi del Mar Rosso sta proprio certamente l'arrivo di portacontainer. Però comunque diciamo è in ogni caso comunque diciamo, è un nodo fondamentale per tutta la regione e per tutta diciamo, la logistica che vive su questa attività portuale. Quindi la scelta del Presidente dell'autorità portuale è fondamentale. In passato appunto c'erano personalità, soprattutto la destra aveva nominato diciamo, personalità che chiaramente avevano troppi interessi, troppo legate a quelle che potevano essere la storia, la tradizione. Qui c'è bisogno di una realtà appunto dinamica come era quella che Zeno D'Agostino ha interpretato, e quindi certamente dispiace insomma, anche per un osservatore che debba finire il suo mandato, perché certamente diciamo, aveva lavorato bene. Non mi è chiaro appunto se esattamente perché non possa essere riconfermato e si debba necessariamente sostituirlo, ma qui appunto sappiamo che c'è comunque un tipo di spoil system, no? Che purtroppo le regge, non dovrebbe esserci. Certamente la continuità, come dice l'ascoltatore, è in questo momento la strategia migliore, perché appunto ha funzionato molto bene. Anche diciamo, adesso c'è la prospettiva dell'elettrificazione delle banchine, che diciamo, c'è tutto uno sviluppo che francamente non può essere interrotto, proprio perché i rapporti sono internazionali. Quindi su questo concordo con il suo ascoltatore, con il telespettatore, con il suo che poi si concentrava sul progetto Hydrogen Valley. Sì, su Hydrogen Valley. Adesso qui il Presidente Federica continua a intervenire in modo scoppiettante su questo tema, ma se uno va a vedere, a digitare questo progetto europeo e vedere a quanto ammonta, sì, certamente ammonta a più di 200 milioni, però poi sono quasi tutti
di aziende e di iniziative slovene e croate. La regione ha preso, mi sembra, 300.000 euro e ce n'ha messi vicino altri 300.000. E se andiamo a vedere la più importante delle aziende italiane regionali che sono coinvolte, Agegas, APS Amga, che però sostanzialmente, diciamo, ha contribuito con un progetto, diciamo, sostanzialmente, mi sembra che fosse intorno ai 10 milioni, ma sostanzialmente non innovativo, era quello che faceva in qualche modo già prima. Quindi anche qui vedo sempre in Federica soltanto una grande capacità di comunicare, di parlare, senza preoccuparsi neanche delle contraddizioni nelle quali cade, ma poi se uno va a vedere i fatti raccontano una storia completamente diversa. Per esempio sulla sanità. La sanità, la sanità adesso si sono candidati, no, ma adesso si sono candidati in aperto contrasto con quella che era la linea di Serracchiani-Telesca. Ebbene, l'hanno confermato, con tutti i problemi che quel modello ha denunciato. Anzi, inutile che poi parli del Covid, perché nell'ultima intervista dice il Covid, ma santo cielo, qui sono da 6 anni che hanno in qualche modo in mano tutto, avevano promesso di rivoltare quel modello Serracchiani-Telesca, lo stanno riconfermando. L'ultima cosa che ha detto Riccardi è che chiederà ad Agenas, che è l'agenzia sostanzialmente nazionale che valuta i sistemi sanitari, che gli dicano cosa fare, ma ha bisogno di Agenas, che insomma è una cosa nazionale, lui non è in grado di dire qual è la sua strategia. Cioè, quindi francamente mi sembra che sia appunto una gestione delle quali appunto non si toccano i veri problemi, che poi i veri problemi sono 2. Uno è il clima aziendale. Qui la gente se ne va via dalle aziende pubbliche, i lavoratori se ne vanno via, è un fenomeno che non si era mai visto. Perché c'è? Perché non si interrogano? Perché hanno creato questo clima? Ci sono persone che si autolicenziano, perché non vogliono più lavorare in un sistema come quello. Tutte le volte che uno fa una critica, e d'altra parte in un contesto scientifico come quello oggettivo, no? Di un ospedale di alta specializzazione, certo, o anche di un sistema complesso, la critica, no? È costruttiva. Non si può appunto fare immediatamente appena uno critica un provvedimento disciplinare perché devono essere tutti dei soldatini. Cioè, a questo punto è chiaro che il sistema e il clima aziendale deve essere rigovernato. Questo è un problema. Secondo problema è che se continuano a chiudere, no, reparti, promettendo di non chiuderli, no, come è successo qualche mese fa a San Vito, cioè, no, Federica è andato lì in campagna elettorale promettendo che non avrebbe mai chiuso il punto nascita, ebbene meno di 6 mesi dopo l'ha chiuso. Cioè, quindi però la cosa non lo turba, perché appunto le parole si fanno dire. Dall'ultima intervista di Riccardi, anche chiusura di ospedali. Di altri, ma no? certamente, di ospedali, cioè, come proprio pensano di poter risolvere il problema, no, chiudendo le risorse, di poter risolvere il problema delle liste d'attesa. A parte che, essendo la popolazione più anziana, questo lo sono anche le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dice che per tante sintomatologie in una popolazione anziana un'ospedalizzazione è migliore, no? Perché c'è un rischio molto maggiore che in una persona giovane può essere, certo, magari anche gestito a casa. Quindi gli ospedali non è che possiamo chiuderli immaginando che tutti si possano in qualche modo curare o essere trasportati. Io per esempio dalla montagna ho segnalazioni di persone che dicono sì, ma hanno dato una visita, no, dopo tanto tempo da un'altra parte della regione, ma chi mi accompagna? Mi chiedo. Cioè, allora anche lì bisogna perlomeno fare un sistema di trasporto delle persone. Quindi questo è sul tema delle liste. Il terzo era cos'era? Ce n'era un altro che riguardava le province, però c'è la telefonata, la sentiamo subito, poi torniamo proprio sull'annullamento delle province, poi il ritorno adesso, no, della struttura che si chiamerà in modo diverso, però quello sarà alla fine. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto? Eccoci, buongiorno. Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo, buongiorno. Allora, mi chiamo Dario, vorrei fare un intervento in relazione a quanto detto dal signor Onsel poco fa relativamente allo Stadio Rocco. Sì. Direi che non è bene informato su quando ha affermato che praticamente lui, quando fu sindaco di Udine, si occupò di dare in gestione lo stadio all'Udinese per 99 anni.
Poi ha aggiunto che praticamente è chiaro che la Triestina non sarebbe in condizione di fare una cosa del genere. Ma io non parlo di 99 anni, ne parlo anche di meno, però non è assolutamente informato su quelle che sono le attuali possibilità economiche della Triestina, con l'avvento della nuova proprietà americana. Perché la Triestina attuale dispone di capitali che sostanzialmente si pone l'obiettivo immediato di salire in Serie B, ma poi di raggiungere la Serie A. Ora, Udine, per l'amor di Dio, qui siamo a Trieste, non si tratta di fare del campanilismo stupido, però ha avuto una grande fortuna sempre, cioè ha sempre potuto contare su delle proprietà dotate finanziariamente che nell'arco di 30, anche 40 anni hanno potuto assicurare all'Udinese un presente e un futuro luminoso, e questo avviene ancora oggi. La sfortuna di Trieste e della Triestina è stata sempre quella che in città non ha mai trovato un sostegno vero dal punto di vista finanziario, è sempre dovuta ricorrere a interventi dall'esterno, e ci sono stati soltanto 3 presidenti negli ultimi 40 anni, i signori Dariù, Berti e il compianto Biasin, che avevano delle disponibilità finanziarie che poi si sono scontrate contro fattori sportivi ed extrasportivi, non consentendo all'Unione di decollare. Ora, sul fatto che lo stadio Rocco possa essere dato in gestione alla Triestina da parte di questa amministrazione comunale, sarebbe oltretutto la soluzione più appropriata e più logica. Non stiamo parlando tanto di questo campionato di cui conosciamo le vicende, che finirà come finirà, però auspicabilmente con la promozione e il ritorno della Triestina in Serie B, ma che dal prossimo campionato lo stadio Rocco possa essere dato in gestione alla Triestina, una Triestina in mano di una proprietà americana estremamente facoltosa e che credo anche abbia richiesto al comune di poter gestire lo stadio, io penso che sia una cosa più che fattibile. Capito. Comunque concludo dicendo complimenti all'Udinese che per 40 anni ha onorato la regione in Serie A, però ripeto anche per merito di presidenti estremamente facoltosi che hanno potuto garantire il calcio a Udine a quei livelli. La è sempre quella poi posso prego, rispondere? Prego, grazie Dario. Sì, allora su un punto lei ha ragione, io non conosco tutti i dettagli diciamo, di questa manovra, però sull'altro punto concordiamo. Cioè la soluzione, soprattutto quando uno ragiona sul calcio di alto livello, no, è chiaro che è quello di dare responsabilità alle società. Infatti è la cosa che io ho fatto e le assicuro che non è stato facile, certamente merito della famiglia Pozzo, ma merito anche, le posso dire, del sindaco di Udine di allora, che ero io, che ha avuto il coraggio di fare un'operazione come questa che non è riuscita in nessuna altra città. Non solo ha avuto il coraggio, ma non è nemmeno stato, diciamo, in qualche modo non è finito male, perché appunto, come si è visto, altre operazioni sono state in altre città e invece state piuttosto pericolose. Certamente bisogna sfruttare questo tipo di opportunità, dando appunto alle società quella che è l'autonomia di poter anche avere gli introiti poi dell'affitto dello stadio, per esempio per i concerti, e quindi trasformare appunto in una impresa che lavora 24 ore al giorno, quello non si riesce, ma certamente cerca di lavorare per 7 giorni alla settimana e non solamente la domenica, in modo tale da poter avere una certa sostenibilità. Bisogna fare un ragionamento su questo e io sono stato appunto sempre favorevole, quindi ben venga, appunto, se poi lei dice anche che c'è la possibilità di fare un ragionamento con la nuova proprietà, ma che il sindaco si metta, diciamo, a un tavolo e faccia un ragionamento con la nuova proprietà. Ah sì, dimenticavo, l'operazione con l'Udinese funzionò bene anche perché poi c'è il credito sportivo. Non dimentichiamo, ci sono leggi nazionali che permettono, perché noi siamo un paese che ha ancora degli stadi vecchissimi. Se lei vede appunto, non so, le partite la domenica, vede che anche, non so, l'ultima, una delle ultime, no? Cioè, importante, tra squadre che sono tra le prime, si trovavano in uno stadio che non aveva la copertura. La copertura dello stadio è fondamentale per avere partite anche UEFA, partite internazionali, cosa che appunto magari il Rocco adesso non so quali siano le condizioni perché non ci sono stato. Però è migliore sicuramente da quel punto di vista. Appunto, però, da
questo punto di vista, senza dubbio, attraverso anche operazioni con il credito sportivo, si può fare un progetto di un cosiddetto project financing o un progetto di impresa che possa essere anche appetibile per un'impresa. D'altra parte la città di Trieste ha diritto, no? La grande tradizione calcistica, cioè insomma il Rocco, lo sappiamo tutti, no? che fu l'allenatore della prima squadra italiana che vinse la Coppa dei Campioni, quindi appunto parla un po' da tifoso. Io la vidi, sì, no, insomma, certamente fa parte della società, insomma è uno sport popolare il calcio, non è uno sport d'elite, quindi come tale deve essere appunto seguito e anche favorito. Allora abbiamo la telefonata in arrivo, poi dobbiamo andare in pubblicità. Buongiorno, chi è in linea con noi? No. Luisa. Luisa, buongiorno. Lucarella, buongiorno, ti auguro anche se tardi, buon anno. Buon anno anche a lei, Luisa. Mai. Ecco, mi chiedo perché sta chiudendo tutto. Allora, allora sta chiudendo tutto dove abito ha chiuso via Cabotto, la posta, che era comodissimo, era veramente comodo perché ti potevi mettere la macchina. No, per noi anziani benissimo. La posta, quindi. Poi via Mascagni la fisioterapia si è chiuso anche. Dopo ha chiuso la banca di via Balmaura e insomma la Saverto quella posta che la tiene giusto 3 sedie con la fila che se fuori poveri anziani sulla piova, ma mi non arrivo a capire perché tutto succede questo, ma perché tu ti chiudi, devi capire che noi qui a Trieste siamo tanti anziani e sta chiudendo tutto e ne fa diventare matti veramente. Capito, ecco, Luisa? Questo mi chiedo, povera gente, la posta quella piccola, la gente fuori che aspetta la fila, ma su una roba del terzo mondo. Ecco, questo mi chiedo, perché succede queste cose? Un impoverimento dei Grazie mille. servizi, insomma, di vari servizi, soprattutto per le persone anziane, ma non solo, nei rioni della città, no? Chiede la signora Luisa. Intanto grazie della segnalazione e buona giornata. Ma penso che la signora stia mettendo appunto il dito su un problema appunto molto serio e molto grave, che è appunto la disumanizzazione, no? E le logiche ormai sono soltanto quelle del profitto. È chiaro che la cosa più facile sulla quale si può aumentare i profitti è riducendo le spese di personale, e quindi tutto viene automatizzato e vengono chiuse tantissimi servizi. Parlava appunto della posta, parlava del sistema degli istituti di credito, no? Poi appunto sentiamo che fanno degli utili enormi, cioè poi è chiaro che gli utili sono anche di tutti quelli che hanno investito, no? Tramite le banche, quindi poi siamo magari noi stessi che ne beneficiamo, però alla fine il meccanismo stritola proprio i lavoratori in primo luogo e in secondo luogo i servizi vengono chiaramente ridotti, tutto deve essere automatizzato. Ormai per fare qualunque cosa lo si fa prima sul cellulare che spostandosi, però certamente qualcuno te lo deve spiegare come si usa il cellulare, perché molto spesso appunto se una persona ha delle difficoltà, no? È un po' presbite, oppure anche magari non ha le dita così agili e forse nessuno gliel'ha mai mostrato e diventa una barriera. E questo è un problema molto serio, quindi ha ragione. Ha ragione assolutamente la signora Luisa. Dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia del consigliere regionale Furio Honsel che sta dialogando con voi telespettatori. Abbiamo già in collegamento il nostro Bernardo Gulotta che è in compagnia di Riccardo Laterza, il capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale. Allora, nuovamente a te la linea Bernardo, buongiorno al tuo ospite.
Grazie Laura, di nuovo buongiorno a tutti. Abbiamo sentito la campana del centrodestra con Marcello Medau, sentiamo la campana dell'opposizione con il capogruppo Riccardo Laterza. Intanto buongiorno. Buongiorno anche a chi è in studio. Visto che è stato chiamato in causa proprio dal capogruppo di Fratelli d'Italia Medau come succube di Russo fondamentalmente sul discorso della mozione e dello Stadio Rocco, come replica? Ma sulla questione del Rocco purtroppo è evidente che la maggioranza non sa più che pesci pigliare, quindi non resta che fare polemica inutile come spesso purtroppo fa il capogruppo Medau. Noi abbiamo fatto una cosa semplice, già ad ottobre abbiamo presentato, quindi ben prima anche della richiesta di Consiglio Comunale, che peraltro non è stata ancora depositata, ma insomma verrà depositata a breve. Abbiamo chiesto che venissero date delle garanzie chiare alla Triestina sull'utilizzo dello Stadio Rocco nel corso della fase degli eventuali playoff. Lo abbiamo fatto a ottobre perché non c'era ancora, ci risultava che non ci fosse ancora nessun impegno formale da parte del Comune, nessun contratto firmato dal Comune con gli organizzatori dei concerti, nonostante questi concerti fossero stati annunciati e decisi nei fatti già da tempo. Ad oggi ancora non c'è nessun impegno formale, nessun contratto, quindi ci sembra che il tema e la proposta e la richiesta sia assolutamente ancora di attualità, ancora urgente, anzi noi avevamo fatto una scelta, questo per dire quanto le polemiche della maggioranza siano assolutamente strumentali. Noi a ottobre avevamo depositato questa mozione e poi su richiesta del sindaco di Piazza, che ci aveva detto che avrebbe avuto delle importanti novità a giorni sulla gestione dello Stadio Rocco, avevamo deciso di sospendere la mozione, quindi di non valutarne l'urgenza. Abbiamo atteso 3 mesi, ci sembra che non tanto noi ma tutta la città, la società e i tifosi abbiano atteso già abbastanza e quindi abbiamo deciso proprio nella capigruppo di ieri di sbloccare questa mozione. Chiariamolo, al di là appunto, ripeto, delle polemiche strumentali di Medau, il centrodestra ha bocciato l'urgenza di questa mozione. Questo significa che per il centrodestra, per la maggioranza, il tema non è urgente. Ecco, io penso che non servano ulteriori commenti, cioè penso sia abbastanza chiaro e evidente che in realtà si tratta di una questione urgente e di una questione che purtroppo evidenzia anche l'incapacità o forse la non volontà, adesso non lo so, non voglio entrare nel merito, però l'incapacità di questa maggioranza a gestire in maniera adeguata la città. Non riguarda solo lo Stadio Rocco, anche se lo Stadio Rocco forse è l'esempio più evidente. Le faccio solo un'altra domanda anche per rispettare, diciamo, il timing che abbiamo utilizzato con Medau. Mi sembra di capire, ma mi corregga se sbaglio, che sui concerti già in passato le delibere che in qualche modo formalizzavano la realizzazione, quindi l'organizzazione dei concerti, arrivavano molto a ridosso dell'evento stesso. Anche da cittadino mi domando come si spiega il pubblicizzare un concerto, il vendere i biglietti, ma formalmente magari è un passaggio che, come dire, si può posticipare fino all'ultimo, ma poi alla fine arriva una settimana prima la delibera che autorizza l'utilizzo dello stadio o affini per poi i concerti. Cioè, come si spiega questa scelta di formalizzarlo all'ultimo? È una pura formalità oppure avrebbe senso farlo prima? Questo le chiedo proprio perché conosco per metà la questione, come dire, amministrativa. No, è una domanda che ci siamo fatti anche noi, che penso legittimamente si fanno tante persone, l'abbiamo rivolta a chi di competenza, non abbiamo per il momento ricevuto risposta. Magari scopriremo cose che ancora non sappiamo, ma l'impressione è che ci sia una prassi di gestione dei beni pubblici, perché lo stadio comunque è un bene pubblico di tutti noi, che non è adeguata. Pensare di arrivare così a ridosso di eventi così importanti e formalizzare appena in quel momento una collaborazione con un privato mette appunto, espone l'amministrazione al rischio di generare situazioni come quella che si sta generando adesso, per cui ecco, anche su questo abbiamo una valutazione molto negativa. Grazie al capogruppo di Adesso Trieste Riccardo Laterza, buona giornata e buon lavoro. Grazie anche a voi, buon lavoro. Laura, vi restituisco la linea, grazie, ci sentiamo tra non molto. A più tardi allora, grazie anche al tuo ospite, mi raccomando adesso magari un caffè caldo entrambi, perché penso che faccia piuttosto freddo là fuori, insomma erano in piazza Oberda, no? Che è un posto che lei conosce molto bene, consigliere. Sì, certamente. Allora, i nostri telespettatori intervengono sulla questione migranti. Allora, ci sono 2 mail di segno diverso, quella di Giampaolo che scrive la sinistra discute di
aprire un sottopassaggio davanti alla stazione, inutile dire l'assurdità di un'operazione di questo tipo, sostiene appunto il signor Giampaolo, perché invece non chiedere alla Regione di finanziare soldi, ne bastano pochi, per comprare un capannone industriale dove dentro esistono già servizi igienici e non lo trasformano in un locale per extracomunitari, richiedenti asilo eccetera. Questi starebbero in un posto al riparo, avrebbero a disposizione servizi igienici. Si riferisce alla richiesta dello stesso La Terza, Richetti, capigruppo dell'opposizione al Consiglio Comunale, di aprire almeno il sottopasso davanti alla stazione per questi giorni di bora, di freddo e di temperature anche sotto zero, per far avere un ricovero ai senza tetto, ai migranti eccetera. Il signor Salvatore invece dice: dopo lo show della signora assessore e il signor consigliere comunale di poco fa per un'attività normalissima, quella dei nonni Paletta, in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia, vengano con il vostro inviato alle 8 del mattino in via Sant'Anastasio a vedere il piccolo silos che si svuota di giorno e si ravviva di notte. Girarsi dall'altra parte e far finta di niente non è un modo di governare e gestire una città, ci scrive Salvatore, che ci segnala nuovamente questa situazione in via Sant'Anastasio dalle parti della sede, dell'ex sede dell'Inps di Trieste. Ma è chiaro che queste sono le problematiche di Trieste, ma se diamo uno sguardo su tutta la regione, che si parli di Pordenone, che si parli di Gorizia, che si parli di Gradisca, che si parli di Udine, che si parli di Trieste, il problema è quello dell'emergenza freddo e delle tante persone, diciamo, senza fissa dimora, molte di queste chiaramente sono migranti, soprattutto migranti, che non hanno, diciamo, nessuna forma di accoglienza, perché purtroppo la Regione nel suo programma, no, dell'immigrazione ha detto: questo, i migranti sono un problema dello Stato, noi non ce ne occupiamo. L'unica cosa di cui si occupa appunto la Regione è di trasferire parzialmente i soldi, molti dei quali arrivano, diciamo, dallo Stato, per la gestione dei minori stranieri non accompagnati. E anche lì, se andate a vedere le polemiche che vengono fatte anche su quello che pur, diciamo, deve essere fatto, perché l'Italia ha firmato la Convenzione sui diritti dei minori, no? E un minore deve essere comunque in qualche modo gestito, anche su quello la destra governo è molto, diciamo, così, diciamo, fa molto attrito anche in quel tipo di operazioni. Qui c'è la volontà, a mio avviso, francamente diabolica, di lasciare le persone all'addiaccio perché si illudono che sia un deterrente. Ma in realtà io posso dire che anche quando ero sindaco a Udine arrivavano anche 100 al giorno, la Germania a quel tempo prendeva tutti i siriani e mandava via tutti quelli delle altre nazionalità e arrivavano anche a 100 al giorno. Ebbene, quando io sono stato sindaco, qui mi dispiace essere così crudo, ma non è mai morto nessuno. Quando io non sono stato più sindaco, purtroppo, diciamo, i morti ci sono stati e qui è quello che si riesca, è quello che si rischia. Se lasciare la gente all'addiaccio in questo modo, in queste condizioni, è veramente qualcosa che uno prima di tutto deve valutare di fronte alla propria coscienza. Quando appunto Federica, anche nell'intervista che ha rilasciato ieri, no? Parla di migranti dicendo appunto che non vogliamo, che vogliamo tenere chiuse le frontiere, ma c'è un aspetto umano, umanitario, soprattutto per un paese come il nostro, per una regione come la nostra che crede di essere civile. Lasciare delle persone in quelle condizioni, ma guardi che non è solo d'inverno, guardi che anche se uno ci va d'estate, ci sono appunto qui a Trieste davanti alla stazione proprio all'interno, ma no, appunto dove c'è la fermata degli autobus, appunto di notte è sempre, diciamo, pieno di persone che sono avvolte nelle coperte. Se non ci fossero i volontari che li curano, che gli portano da mangiare, no? Queste persone sarebbero totalmente abbandonate. Io penso che questo sia inaccettabile, soprattutto appunto poi d'inverno, e quindi certamente ha ragione, cioè dire appunto aprite un sottopassaggio è chiaro che è una soluzione di minimo, cioè, no? di certo passarsi una notte sotto passaggio, che la temperatura, ecco, non ci saranno le folate di bora certamente, però non è che la temperatura sia gradevole, quindi è indubbio che è, diciamo, una soluzione minimalista, però nel chiudere addirittura il sottopassaggio c'è addirittura
addirittura direi la ferocia nel volerli proprio far soffrire fino in fondo. Cioè, rendiamoci conto che qui stiamo parlando di centinaia di persone, rendiamoci conto che non è un deterrente farli soffrire. Farli soffrire è soltanto crudeltà da parte nostra, da parte della nostra società. No? Perché esistono, ci sono già. No? È una società crudele, queste persone verranno comunque perché il sistema di equilibrio internazionale ormai è perduto, ci sono squilibri enormi appunto che portano queste persone a cercare un lavoro. E la cosa è paradossale, quando qui appunto tutti si pongono il problema che mancano i lavoratori, ma basterebbe queste persone certamente trattarle come persone, in primo luogo, e immaginare che possano essere, diciamo, anche formate. Invece la Regione sul piano immigrazione ha tolto tutti i contributi anche per l'italiano lingua seconda, anche per quel minimo, diciamo, di istruzione per potergli permettere un'opportunità di integrarsi. Quindi è tutto, diciamo, a mio avviso assolutamente all'impronta della disumanità anche questo trattamento. Quindi hanno ragione entrambi i telespettatori che hanno inviato, diciamo, queste mail, che certamente anche quello, appunto, il tema dei nonni paletta. Tra l'altro quello che bisognerebbe fare è soprattutto, come anche si faceva, il pedibus, no? Cioè il piedibus, come uno lo voglia chiamare. Qualcuno ce n'è, andare nella scuola, soprattutto elementare, sotto casa. No? E invece qui che cosa fa la Regione? Magari ti chiude le autonomie scolastiche, così diventa ancora più difficile organizzare queste cose. No? È perché appunto diventa un unico dirigente per un territorio enorme, per cui non riesce a organizzare nemmeno il piedibus. Il problema del traffico, ma molto spesso il traffico è indotto proprio dai genitori che portano i figli a scuola. È vero, quindi in prossimità delle scuole. Appunto, sempre ritorno alla mia esperienza di sindaco, ma sa che io ho dovuto addirittura chiudere l'accesso ad alcune strade perché si formavano degli ingorghi, perché i genitori portavano i figli a scuola. Io ho sempre detto, per fortuna il nostro sistema scolastico è un sistema scolastico ancora buono se lo difendiamo, pubblico, no? Andiamo dalla scuola elementare alla scuola media sotto casa, la scuola più vicina, ma lo stesso vale, guardate, anche per l'università. Cioè, adesso con il sistema 3+2 i triennali sono più o meno uguali da tutte le parti, la qualità è buona dappertutto, non vale la pena di andare a cercare, no? Seguendo qualche titolo particolarmente seduttivo, no? Perché adesso è chiaro che tutti fanno pubblicità, ma qualche titolo di corso di laurea particolarmente seduttivo e decidere che appunto il figlio deve andare da qualche parte, non so, da qualche università, che è l'unica che fa questo. I corsi triennali sono sempre, più o meno, sono sempre gli stessi. Poi sulla laurea specialistica, se uno vuole fare il dottorato di ricerca, ci possono essere dei problemi, ma cerchiamo di ridurre spostamenti inutili, così anche i nonni paletta avranno meno lavoro e meno preoccupazioni. Sì, e alla fine avremo anche meno inquinamento. Tra l'altro, appunto, Trieste ha anche un buon sistema di trasporto pubblico locale, diciamolo, è vero, molto efficiente, valorizziamolo, utilizziamolo. Allora, sentiamo il telespettatore. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa Bucarella, lei è il suo ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Allora, buongiorno, io voglio riportare un attimo il discorso sul territorio libero di Trieste. Visto che il consigliere Onxel nel 2020, quindi 3 anni fa, era a ottobre, era uno dei firmatari per l'allegato ottavo. Allora, li voglio un attimo leggere quel decreto legge del 2017 a firma del ministro Del Rio e Padoan, in cui si richiama chiaramente il trattato di pace, l'allegato ottavo che fa parte del trattato di pace, il memorandum di Londra con cui il governo italiano assume l'amministrazione civile e provvisoria del territorio libero di Trieste, e voglio richiamare, visto che hanno detto la coscienza, se ha coscienza delle sue decisioni di negare il territorio libero di Trieste.
perché è un obbligo anche istituzionale, perché lui è un pubblico ufficiale e in base all'articolo 28 della Costituzione non solamente è obbligato a eseguire la legge, ma a farla eseguire. Ed è chiara la legge 3054 che riprende la 1430, la legge precostituzionale. Quindi il territorio libero attualmente, altro che coscienza, altro che legge, altro che rispetto non solo delle persone, ma questi non rispettano né le persone e non rispettano nemmeno i trattati internazionali. Ma stiamo scherzando? Va bene Fulvio, grazie della telefonata e della segnalazione. Allora il consigliere Onso era tra i firmatari, no, di quella... Fu credo una mozione di sostegno proprio a uno dei progetti, esatto, che era anche nato, diciamo, in qualche modo dalla progettualità di Zeno D'Agostino, no? Su il valorizzare uno di questi aspetti per poter dare appunto al porto di Trieste la possibilità di essere, diciamo, un enclave dove si poteva fare una lavorazione anche delle merci che, diciamo, non ricadesse nei meccanismi doganali che avrebbero altrimenti, diciamo, soffocato questo tipo di attività, creando, diciamo, quel margine di vantaggio. Certamente, se lei mi chiede come mai, diciamo, questa mozione non è stata portata avanti, la prossima volta che qui avete uno dei parlamentari che attualmente sono al governo di questa regione che ne esprime molti, gli chiedete come mai appunto in Parlamento, visto che avete anche un ministro, diciamo, di destra di questa regione, gli chiedete a questo ministro, che era tra l'altro con i rapporti al Parlamento, come mai è inerte. Cioè, su questo, diciamo, noi il nostro dovere l'abbiamo fatto, che era quello appunto di segnalare questo problema. È chiaro che ci vuole anche un rapporto, credo, con l'Europa, ma come ben spiegava Zeno D'Agostino, ci sono, mi sembra, 8 enclave a livello, diciamo, europeo che godono di questa sorta così di condizione di privilegio e dunque non c'è difficoltà a che tra 8 ce ne venga una nona se ci sono gli elementi. Dunque non è che uno può dire, ah beh no, l'Europa non vuole, prima di tutto bisognerebbe mettersi lì su un tavolo e discuterne. Quindi io sono ancora dell'avviso che poi io ritenga che questa, diciamo, soluzione non sia la panacea per il porto di Trieste, sì, se vuole glielo dico, cioè non credo, però in questo momento particolarmente delicato vanno sfruttate tutte le opportunità e anche questa. Questa è una delle possibilità. E quindi però glielo chiedete appunto a chi in questo momento si trova al governo e ha le leve, diciamo, delle decisioni appunto internazionali e anche sul Parlamento. Io penso che purtroppo non ci sia la volontà di farlo, ma qui dovete andare a parlare con chi è al governo, che appunto adesso mi sembra che prenda tante decisioni e quindi anche nella nuova nomina, no? Del Presidente dell'autorità portuale ponga anche questo, diciamo, come sul tavolo, come uno degli obiettivi da raggiungere. Allora, la vignetta del nostro Marco Inglaro ci fa vedere, parla ancora di Zeno D'Agostino, dice: Gade scegliere il successore di Zeno, speriamo i fazzi in tutta coscienza, no? Quindi richiamando anche la coscienza di Zeno, quindi il romanzo di Italo Svevo. È una bella battuta, che è carina, insomma, è sottile. L'anno scorso noi erano 100 anni. Il centenario della pubblicazione, quindi davvero brillante il vostro. Davvero, infatti, oggi è particolarmente brillante. Sì. Allora, c'è anche Graziella che chiede, desideravo sapere dal suo ospite cosa ne pensa della sospensiva del TAR sul taglio degli alberi a Pordenone, se sta con il comune che vuole riqualificare palestre con gli ambientalisti. Grazie e buon lavoro. Questo chiede Graziella. Ma qui, diciamo, come Trieste c'ha l'Ovovia, no, come Trieste c'ha la Pineta di Catinara, tutti i capoluoghi di provincia hanno il loro paradosso del PNRR, dove lì si vogliono tagliare degli alberi
no? E quindi una notevole quantità di alberi che hanno anche un valore monumentale e storico per un certo ambiente, per farci che cosa? Un edificio che è green, no? Che è sostenibile e green. Il PNRR deve promuovere, e io spesso lo dico, no? L'ho detto, sono sempre stato, diciamo, contrario a quel progetto, che non si può fare qualcosa di sostenibile contro natura. Quello è un progetto contro natura, quindi avrebbe dovuto essere bloccato. In effetti la soprintendenza l'aveva anche detto in un primo tempo. Poi però purtroppo in Italia vige questa legiferazione, no, in deroga, per cui è nata, no, questa soprintendenza a Roma del PNRR, che in qualche misura autorizza praticamente tutto quello che esce fuori dai cassetti, perché il motivo per il quale è venuto fuori il progetto dell'Ovovia, o perché è venuto fuori, è perché il progetto c'era già. Quello dell'Ovovia addirittura è una cosa vecchissima, no? di tanto tempo fa, ma era più o meno lì, e allora in quella grande euforia, quando arrivarono i soldi del PNRR, rischiamo di perderli, e hanno deciso di tirar fuori tutto. Ma io, come dico spesso sui soldi del PNRR, se mi lascia appunto citare Virgilio, no? Quando appunto fa dire alla Conte che timeo Danaos ac dona ferentes, temo i greci anche quando portano i doni. Qui si riferiva al cavallo di Troia, certo, no? Dice, infatti, quindi non sempre quando ti portano dei tenerlo. soldi tu dici mamma mia, guai se li perdo. Forse certe volte il dono è proprio un cavallo di Troia, come in questo caso. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? No, è caduta la linea. C'è anche un'altra domanda da parte di Davide, dice: i numeri dimostrano il fallimento della campagna vaccinale nazionale e regionale. Quanto sta costando in vite e soldi e problemi agli ospedali, contro l'influenza in particolare, la campagna vaccinale, se ne parla anche oggi sui giornali. Sì. Sì. Ma è chiaro, ma qui la Corte dei Conti raccomanda alla Regione praticamente ogni anno di investire la percentuale minima, no, che sono pochi punti percentuali, in prevenzione. E invece purtroppo, pur essendoci questa disponibilità, sulla prevenzione non si fa nessuna azione. E questo è il motivo per il quale anche in questo caso alla fine pagheremo molto di più, perché l'ospedalizzazione appunto di persone con l'influenza o con altre forme, diciamo così, di quel tipo di patologie costa molto di più di quanto costerebbe la vaccinazione, o perlomeno una vaccinazione mirata su certe fasce della popolazione, no? Che poi sono sempre appunto gli anziani in primo luogo e certo, le persone fragili, quindi si sa anche quali sono, diciamo, le categorie di persone sulle quali dover agire. È chiaro che sino a quando non si spende in prevenzione, se lei va a vedere quanto è, appunto, quanto dice la Corte dei Conti ogni anno, non ha ragione. Allora, siamo in conclusione di questa prima parte della nostra trasmissione. Volevo solo leggere rapidamente la precisazione di Salvatore, che dice: i senza tetto di via Sant'Anastasio sono in maggioranza italiani, anche triestini. E la signora Carla, che ha ascoltato con attenzione le parole semplici, che racconta forse una crudeltà lasciare a fianco dei topi del Silos i migranti, e se un giorno toccasse a noi, dice, dover scappare dalle guerre e dalla miseria, saremmo ospitati in questo modo orribile. Questa è la domanda, insomma, che si pone alla signora Carla. Certo, infatti io sono d'accordo con la prima, perché in effetti io ho chiamato senza fissa, io ho detto appunto dimora, persone, no? Senza fissa dimora, perché italiani, non dimentichiamo che certo, anche gli ultimi dati Istat, anche se Federica dice che noi abbiamo il PIL più alto in regione, però abbiamo comunque 70.000 cittadini di questa regione, e certamente Trieste ha, diciamo, la sua percentuale, che hanno comunque un ISEE inferiore a 6.000 euro. E questa è la soglia della cosiddetta povertà. Abbiamo 70.000 poveri e alcuni non fanno nemmeno la domanda di ISEE, quindi sono come minimo 70.000 cittadini. Questo è giusto per avere una fotografia della nostra realtà completa. Grazie a Furio Honsel, consigliere regionale di Open FVG. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie a lei. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo.
Bentornati in diretta e salutiamo subito il consigliere comunale Roberto Cason. Buongiorno a tutti e buon anno a tutti i telespettatori. Buon anno anche lei, bentornato nei nostri studi dopo la pausa delle feste natalizie. Sì. Adesso si è ripreso a lavorare in Consiglio Comunale, fra poco ne parliamo anche della capigruppo di ieri, ma ci sono tanti temi che affronteremo sicuramente in questa puntata, ma prima diamo spazio subito alla telefonata che è in attesa già da prima. Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Vediamo se riusciamo, se è ancora in linea il nostro telespettatore, non sento nessuno al di là appunto della linea telefonica, invitiamo magari a richiamarci il telespettatore. Allora dicevamo, consigliere Cason, ieri ha avuto questa capigruppo, no? Ne abbiamo parlato anche nel corso dei collegamenti con il nostro Bernardo Gulotta dalla città, abbiamo sentito i consiglieri Medau e La Terza, insomma sulla questione del Rocco, ma non avete parlato solo di questo. E infatti c'è Bernardo Gulotta che vedo pronto già da un'altra zona credo da Sant'Andrea proprio. Allora a te la linea, nuovamente buongiorno Bernardo. Buongiorno Laura, buongiorno consigliere Cason, di nuovo a tutti i telespettatori. Sì, ci siamo spostati nella zona di Sant'Andrea. Buongiorno Cason, dopo la chiamo in causa, sa Cason, perché? Perché oggi qui abbiamo da raccontare due situazioni. La prima, con Elisabetta Gessi dovremmo riuscire, sole permettendo perché siamo un po' contro luce, a farvi vedere quella che è la ex mensa del Kurda, che è in via Carli 12 e che è stata inserita proprio di recente nel piano alienazioni immobiliari del comune di Trieste tramite asta pubblica, un prezzo d'asta che è di 2.854.000 euro, quindi poco meno di 3 milioni, ma il nodo qui qual è? Non tanto, a mio avviso, il prezzo, o meglio, io non ce li ho 3 milioni da spendere, ma magari qualche imprenditore sì. Il problema lì, a parte gli scherzi, è veramente metterci mano con tanti soldi per ristrutturare o comunque riconvertire quella che è ad oggi una fabbrica e farla diventare una nuova edificazione che può essere volta a una struttura ricettiva, un condominio che può avere all'interno diversi appartamenti, insomma le modalità di poi riconversione di quell'area sono le più molteplici in base a quelle che sono le intenzioni dell'imprenditore. Può diventare una sede operativa di una multinazionale, cioè può diventare qualunque cosa in base alle esigenze del privato. Sono tanti anni che noi raccontiamo, siamo andati all'interno ancora nella legislatura precedente, nella consigliatura precedente, quando l'assessore al patrimonio, la delega al patrimonio immobiliare era di Lorenzo Giorgi, ci aveva fatto entrare. Assieme a lui abbiamo visto le due ali dell'edificio costruito da Marcello D'Olivo, molto particolare per questa struttura ad esagono, che quindi anche dall'alto con le vedute aeree, anche dalle mappe dei motori di ricerca si può vedere, ha uno stile particolare. Era utilizzata come mensa e spogliatoio proprio dei dipendenti che a suo tempo, si parla di tanti anni fa, utilizzavano questa struttura subito dopo lavoro e che oggi da tanto tempo vive di un abbandono e di una ancora grande punto di domanda sopra di essa. Coinvolgo anche il consigliere Cason perché poco alla destra dell'edificio in questione è in corso la progettazione, anzi proprio l'esecuzione dei lavori di quella che sarà la cittadella dello sport che ha preso in mano l'imprenditore Enrico Sammer. Chiamo in causa Cason perché so che è uomo di sport. Lì verranno proprio costruiti diversi campi fra tennis, pallavolo, pallacanestro e anche, se non sbaglio, padel, disciplina molto in aumento, molto in espansione in questo periodo, e che quindi gioverà a tutta la cittadinanza per avere spazi in più. Intendiamoci, è un luogo che avrà una gestione e quindi probabilmente un'iscrizione, forse una quota di pagamento, quindi non è una piazza pubblica dove uno arriva e gioca, bisognerà prenotare, bisognerà fare in modo che la gestione sia organizzata con un calendario e tutto ciò che ne consegue. Sono in corso i lavori, sono evidentemente a buon punto, tra non molto ci avvicineremo di più, così potremo darvi uno spaccato di questa novità che sicuramente
sicuramente farà piacere ai tanti sportivi, che vedranno così soddisfatte le richieste di spazi gioco di queste discipline che vi ho menzionato, ma più altre, ma anche una zona diciamo pubblica dove poter andare, socializzare, ci sarà un punto di ristorazione, insomma diventa anche un luogo di ritrovo per chi non gioca, ma magari accompagna figli o amici o qualcun altro e vuole restare lì e, come dire, nell'attesa di vedere completata la partita della propria persona accompagnata, non è lì a guardare, ma può godere di uno spazio anche in qualche modo ricreativo. Queste sono le due grandi novità, una in verità quella del comprensorio della cittadella dello sport non è proprio una novità, semplicemente un punto di aggiornamento dei lavori in corso. La novità di ieri invece è proprio l'inserimento nel piano alienazioni dell'ex fabbrica macchine. Qua vicino poi a Sant'Andrea c'è anche la Villa Giconsta, che è un altro punto immobiliare attenzionato dal Comune di Trieste, che ne è proprietario, attenzionato in termini di riqualificazione, che ha una storia particolare e non ha avuto molta fortuna in questi ultimi anni. Che sia il 2024 forse l'anno che può portare a uno sviluppo almeno intanto sulla carta, perché poi prima dell'esecuzione dei lavori in entrambi i luoghi ci vorrà del tempo, ma almeno la progettazione di quel che sarà della fabbrica macchine, della Villa Giconsta. A breve invece avremo la possibilità di giocare nei campi della cittadella dello sport che ha preso in mano l'imprenditore Enrico Sammer. Con questi spunti vi restituisco la linea e vi lasciamo qualche immagine ancora per qualche istante della zona in cui siamo. Benissimo, grazie davvero a Bernardo Gulot, insomma ci ha fatto una bella panoramica. Sono spunti molto interessanti, no? È vero, infatti, fra l'altro dell'ex Mensacred si parla oggi anche sul giornale, no? Poi ha fatto vedere anche la cittadella dello sport, sono progetti in corso. È un'area sicuramente molto interessante dal punto di vista sportivo, ricreativo sportivo. Abbiamo due siti molto importanti, che sono quelli appunto della cittadella dello sport, i cui lavori sono finalmente iniziati dopo vari passi burocratici che hanno allungato un pochino i tempi, perché ricordo che comunque il progetto è partito diversi anni fa, prima del Covid addirittura, e poi finalmente sono partiti. Avremo una palestra interna, 3 campi di padel esterni, un campo da tennis, un campo di basket esterno convertibile, mi sembra, in calcetto, basket, eccetera. Quindi veramente un'area molto interessante dove l'imprenditore Enrico Sammer ha investito diversi soldi, però vorrei ricordare in partenariato con il Comune di Trieste a seguito di un project financing, cioè un progetto di finanza dove ha visto una partecipazione del pubblico, cioè del Comune di Trieste, e anche del privato. Chiaro. Parlava giustamente Bernardo Gullotta prima di tariffe che dovrebbero essere calmierate, cioè leggermente più basse rispetto a quelle che applica un privato, proprio in virtù del fatto che il Comune ha messo una quota, quindi di denaro pubblico, all'interno di quest'opera. E quindi siccome c'è una quota pubblica, automaticamente le tariffe nella gestione, nella conduzione di questo impianto sportivo dovrebbero essere più basse rispetto a quelle normali di una gestione privata. Totalmente privata. Per quanto riguarda invece l'ex mensa collegata a suo tempo, io ricordo ero piccolo, sono nato lì praticamente, zona mia, Sant'Andrea, Piazza Carlo Alberto, eccetera, quindi la conosco molto bene, come le mie tasche, direi. E ricordo appunto quell'edificio molto bene, sia quando ero piccolo sia adesso, insomma, perché si trova in uno stato di fatiscenza. Il mio auspicio sarebbe quello innanzitutto che venga venduto, quindi che entrino questi soldi nelle casse comunali poi per essere investite in altre opere pubbliche, perché il Comune chiaramente non può mettere mani a quest'opera dove il restauro, la riqualificazione costerebbe, io dico, metto lì una cifra, il doppio di quello che si è messo in vendita, quindi altri 3 milioni di euro almeno, direi, no? Per riqualificare quell'edificio. Però che non venga, il mio auspicio è questo, che non venga destinato ad uso residenziale, bensì ad uso turistico, sportivo, ricettivo,
proprio collegato all'area della piscina Bruno Bianchi, dell'area dello sport. Meglio, insomma, ecco, questo è il mio auspicio, cioè quello della gestione anche turistica, sportiva, perché ci sono chiaramente anche delle squadre da ospitare magari che potrebbero venire, no? Anche da fuori Trieste, quindi sportivo, ricettivo sportivo, ecco, direi. Questa è la sua idea, insomma. Sì, la mia idea sarebbe quella, perché per me quell'area ormai è a destinazione sportiva. Quindi infatti ho visto che un po' così scuoteva il capo quando si parlava di appartamenti. No, io direi di no. Allora, per convertirla in appartamenti, quell'edificio dovrebbe essere demolito e rifatto, perché come lo vediamo così non si presta, perché ci sono tutte quelle finestre, ancorché rotte, va bene, però ci sono tutte quelle finestre che non possono essere destinate ad un uso residenziale, secondo me. Ecco, non sono un architetto chiaramente, però insomma non ci vuole molto per capirlo. E quindi insomma che venga destinata ad uso ricreativo, sportivo e ricettivo, naturalmente. Perché no? Si può fare molto in collegamento. È vero, ha molte potenzialità, ma come al solito insomma sono i fondi poi che vanno investiti. Ma se uno spende 3 milioni per l'acquisto avrà altrettanti 3 per la riqualificazione dell'edificio. Chiaramente. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ricominciamo subito dopo e torniamo magari sulla capigruppo di ieri, ma anche sul tema Wärtsilä, questa terribile giornata che si è vissuta lunedì con un po' il crollo di tante speranze, però insomma adesso il lavoro sta andando avanti pur con un percorso assolutamente in salita. A fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, sempre in compagnia del consigliere Roberto Cason. Allora, prima della pubblicità dicevamo, ieri c'è stata questa anche agitata, no? Capigruppo di ripresa dei lavori. Sì. Come è andata? Più che altro noi abbiamo deciso di riprendere i lavori con gli ordini del giorno che non abbiamo trattato durante l'ultimo consiglio dell'anno precedente, che trattava l'approvazione di bilancio, perché va ricordato ai cittadini che siamo riusciti anche quest'anno ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre per il triennio successivo, in modo da avviare i lavori subito da gennaio, perché negli anni precedenti si arrivava, per vari motivi, sempre attorno alla metà più o meno dell'anno in corso, no? Del primo anno del triennio del bilancio, perché il bilancio del comune è triennale, cioè preventivo triennale, non è come un bilancio di una società che si chiude, è un bilancio che si apre, quello del comune. È chiaro, quindi è in e quindi insomma, è frutto di scelte politiche, un bilancio, no? Perché vengono stanziati dei soldi a bilancio chiaramente sulla base delle entrate e da lì chiaramente dalle entrate poi si decidono le uscite, cioè le spese. Si decide tutto quello che poi si farà, no? Certo, e averlo approvato entro il 31 dicembre comunque è un vantaggio per la città. Noi abbiamo presentato, non noi nel senso come Consiglio Comunale, sono stati presentati diversi ordini del giorno collegati al bilancio, ieri abbiamo deciso di rinviarli al prossimo, di trattarli appunto durante il prossimo Consiglio Comunale, che probabilmente si terrà lunedì prossimo. I lavori dell'Aula comunque sono sospesi dal 5 al 25 febbraio per lavori di restauro, no? E allestimento anche della parte tecnologica dell'aula, i microfoni, il voto e varie cose. E poi si è discusso molto anche su una mozione presentata, c'è anche un articolo oggi sul giornale, da parte dell'opposizione sul Rocco, la questione appunto dei concerti in concomitanza con eventuali play-off della Triestina. Ecco, è una cosa che ormai conoscono tutti e che a nostro avviso è stata superata anche in seguito a rapporti tra la società, la regione e il comune in corso. E questo è il motivo, loro comunque la posizione vuole andare avanti perché fa piacere, no, apparire sulla stampa, no, i vari media eccetera locali, va bene, è gioco delle parti, insomma, però dovrebbe essere fatto anche con coerenza questo, dico, no? Cioè la posizione dovrebbe essere costruttiva e non solo finalizzata ad apparire a prescindere sui media.
Ecco, è quello che sta succedendo in questo momento, è giusto che i triestini insomma questa si è rendano l'analisi conto. che fa di quello che è Certo. accaduto. Fra l'altro abbiamo visto l'articolo sul piccolo che accanto a un altro articolo che riguarda il famoso cubone di Viale Sanzio di San Giovanni, sì, certo, la certo, nuova sì. palestra di San Giovanni che vedrà i lavori finiti, dice Certo. appunto il piccolo, nella primavera del 2025, cioè del prossimo anno. C'è una parte positiva e negativa, no, di tutta quest'opera. Allora, la Ecco. parte negativa, partiamo subito con le cose negative, ma dobbiamo sempre vedere il bicchiere mezzo pieno, non mezzo vuoto, è quello della lentezza dei lavori. Ma perché? Perché sempre siamo di fronte al codice degli appalti, a leggi farraginosi molto molto rigide che allungano di fatto i tempi. Noi, se fosse per noi, per me, per il sottoscritto, io progetterei, i soldi ci sono, i lavori iniziano domani, punto, e non si discute. Purtroppo nella realtà non è così, però è frutto di una scelta politica, chiaramente, di centrodestra, e quindi i lavori adesso partiranno per realizzare 3 campi di pallavolo, 2 campi di basket, tribune, eccetera, e si pensa appunto di terminarli, si pensa perché non si sa mai, nel 2025. Quindi tutto il 2024 sarà dedicato alla riqualificazione dell'edificio, anzi non è una riqualificazione ma proprio una nuova costruzione a tutti gli effetti, perché ricordo che lì sorgeva la stazione dei tram, no? E quindi va comunque rivista, sulla no? scia, no? Rivista. Esatto, di questa, ecco, su questa area praticamente è sorta questa palestra, la chiamiamo Cubone, insomma, però è a tutti gli effetti un impianto sportivo vero e proprio, comunale. Che verrà dato sicuramente in gestione, insomma, a qualche società locale meritevole naturalmente di gestire l'area. Chiaro. Però i lavori partono almeno, quindi è inutile dire la giunta non fa niente, il consiglio non fa niente, cioè i lavori stanno tutti partendo, sicuramente chi più veloce, chi più lento. Ricordiamo anche ai telespettatori che abbiamo iniziato e terminato i lavori della Galleria di Montebello, ecco, forse non se lo ricordano più, però ormai perché la stiamo percorrendo, ormai è passato, però insomma l'opera è compiuta e quindi non si può dire che questa amministrazione non fa nulla, no? Come dicono appunto in opposizione. È un allora, po' in qualcosa risposta stiamo alle facendo. critiche, insomma, dell'opposizione. Io auspico chiaramente che il 2024 parta a gonfie vele, ecco, cioè se il buongiorno si vede dal mattino, e lo stiamo vedendo, insomma stanno partendo tutte queste opere. Abbiamo visto la Cittadella dello Sport partire, certo. Abbiamo visto appunto un'opera completata come quella della Galleria, abbiamo visto anche, non è un'opera comunale, però c'è una vicinanza comunale all'ex Fiera, all'opera dell'ex Fiera, c'è ancora Bernardo Gollotta col caschetto in collegamento. Dopo magari se riprendiamo il discorso dell'ex Fiera. Lo riprendiamo perché è sicuramente è molto interessante appunto il discorso dell'ex Fiera di Trieste. Allora so che c'è anche una telefonata, però torniamo un attimo da Bernardo Gollotta che vediamo appunto con il caschetto per la sicurezza in un cantiere. Allora dove ti trovi, Bernardo? Sì, breve collegamento Laura, poi vi lascio anche la telefonata, le mail e alla zona dell'ex Fiera ho sentito. Siamo andati più vicino alla zona di lavoro della futura cittadella dello sport di Via Locchi, quella seguita dall'imprenditore Enrico Samer, necessario DPI, anche se noi non entriamo esattamente nell'area di cantiere dove ci sono i lavori in corso, che anche se la luce un po' ci inganna perché siamo proprio contro luce, cerchiamo di farvi vedere al meglio delle nostre possibilità. La ditta Rosso sta operando in maniera costante proprio per questi lavori che porteranno dopo alla creazione di questo polo sportivo molto importante per il Rione, ma direi proprio per tutta la città. E lo vediamo come in questa fase sono in corso i lavori all'esterno. Ce ne sono altri anche all'interno per le palestre di cui parlava prima Cason, ci sarà spazio per le arti marziali, ci sarà spazio per la pallacanestro, per la pallavolo, e quindi la varietà di sport che saranno poi coperte è molteplice, non ci sarà solo un indirizzo unico e quindi solo tennis o solo padel
o solo pallavolo, ci sarà una cittadella multisportiva, per così dire. I lavori sono in corso, vanno anche secondo cronoprogramma, vanno anche piuttosto spediti, qualche interruzione mi è stato detto solo per la bora nei giorni scorsi, proprio perché lavorare con determinate apparecchiature poteva risultare pericoloso. Vi lasciamo con le immagini, a voi i commenti in quello che è un punto molto interessante per il futuro dello sport in città, più che dello sport in senso generale, dello sport delle persone, cioè la possibilità di arrivare, accedere, giocare, passare il tempo libero e quindi avere anche una valvola di sfogo cittadina. Esatto. Benissimo. A voi. Anche grazie. perché comunque Sant'Andrea è un rione molto sportivo. È vero, sicuramente. Infatti, i residenti io li vedo al mattino, escono da casa, vanno a fare running, vanno a correre, è un rione molto sportivo, quindi un'area come questa sicuramente sarà uno sfogo non indifferente per giovani ma anche più anziani magari, certo, perché possono trarre vantaggio di questo. Tutti quanti, insomma, è aperto a tutti. In questo momento stanno facendo la impermeabilizzazione perché sotto abbiamo il garage, no? Della copertura, quindi verrà quindi fatta la gettata di cemento e sopra questo sorgeranno i 3 campi di padel, un campo da tennis, come dicevo prima, appunto, e il campo di basket convertibile calcetto, no? Benissimo. Ecco, è molto interessante l'area all'aperto, si spera soltanto, io l'ho già fatto presente, in una futura copertura. Questo è molto importante per una città come Trieste, dove anche in questo momento fa freddo, bora, piove tanti giorni, esatto, una copertura di tutta quella parte in questo momento esterna sarebbe bello, magari in estate scoprire, no? E durante l'inverno coprire. Quindi possibilità anche di rimuoverla. Sì. Allora sentiamo la telefonata molto rapidamente. Buongiorno, chi è in linea con noi? Signora Boccarella, buongiorno, sono Marta Cernivanni. Marta, buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere un aiuto vostro. Dica. In quanto ho un serio e grave problema nell'appartamento in cui abito in affitto. Allora, io abito in via Crispi 49 e dal 1° dicembre praticamente mi piove in cucina. Ecco, si sta allargando la macchia. Io ho avvisato il signor proprietario, il signor Focardi Lamberto, e anche l'amministratore, ma fino adesso nessuno si è presentato per risolvermi questo grande danno. Se ma potete lei è in affitto in questo appartamento? Io sono in affitto, abito qui da 22 anni. Da 22 anni, non è uno stabile ATER, è uno stabile No, privato. È uno stabile privato. Abito all'altezza praticamente del Teatro Rossetti. Del Teatro Rossetti. Di fronte alla casa dove viveva il il consigliere Casone sì, ma che non c'entra niente con la politica o altre cose, insomma, ma sono cose all'ordine del giorno. È chiaro che se vi è un contratto di locazione in essere tra un privato e un privato, cioè lei deve rivolgersi formalmente al locatore, cioè al proprietario dell'immobile. Ma è quello che ho fatto. Sì, ma formalmente, nel senso non verbalmente, nel senso che deve spedire una raccomandata, magari allegando la foto, intanto e dando 8 giorni di... Dopodiché lei potrebbe anche provvedere a spese sue alla manutenzione, però è chiaro che se continua ad esserci una perdita devono risolverla a monte, non può risolverla lei, ecco, perché magari ci sarà uno spandimento in alto da qualche quindi magari riguarda anche vicino, altre parti del condominio. Esatto, potrebbe essere anche una condotta condominiale. Infatti, ecco, quindi dovrebbe mandare al proprietario, il proprietario poi si collega con l'amministratore di condominio, il quale è lui che ha i rapporti con l'amministratore del condominio, non normalmente il conduttore, cioè lei. Io la ringrazio, scusi, la ringrazio di quello che ha detto, però è già quello che io ho fatto. Ha fatto già una raccomandata? Anche la raccomandata? No, non ho fatto la raccomandata. Ma deve formalizzare, dovrebbe fare proprio la raccomandata, intanto magari chiamare lei una ditta, non so, per mettere a posto. Ma prima manda la raccomandata, intima ad eseguire i lavori e la ricerca di ripristino entro 8 giorni, se non lo fa lo farà a spese sue, però ripeto, è inutile che lei vada a ripristinare una parte che dopo continua a manifestarsi nell'allagamento causato da o condotte condominiali o magari spandimento da parte del suo vicino. Perché deve mandare una raccomandata al proprietario.
La raccomandata è l'unico modo? Non serve parlare e avvisarlo telefonicamente, No, come ho già fatto? se non si fa sentire l'unica cosa sono le vie ufficiali, formali, che sono appunto quelle della raccomandata. Provi a fare così, Intanto, dopodiché, poi ci faccia sapere. se non si fa sentire deve rivolgersi ad un legale. Io ho già fatto tutto questo, non ho nessuno che non si muovono, non fanno niente. Ha già mandato la raccomandata? Ho il terrore che piova di nuovo, Sì, perché mi spande in cucina proprio, devo stare con gli asciugamani. Deve mandare immediatamente una raccomandata intimando al proprietario a provvedere a ripristinare la parte e anche a cercare la perdita naturalmente. Va cercata perché può creare danni anche più gravi, è vero. Ha ragione a essere preoccupata. Ci faccia sapere, provi intanto a scrivere questa raccomandata, poi ci faccia sapere insomma se possiamo fare qualcos'altro per qualche altro consiglio, non so, per aiutarmi. Va bene. Va bene, grazie signora Marta. Grazie signora Buccarella e anche al signor Cason. Grazie Marta, un abbraccio. Questi sono rapporti tra privati, insomma, infatti in questo caso per quello chiedevo appunto se si tratta di ATER oppure uno stabile privato. Allora dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, a fra pochissimo. Bentornati in diretta con noi a Sveglia Trieste. Allora abbiamo subito una telefonata, in studio con noi il consigliere Roberto Cason. Buongiorno, chi c'è in linea? Buongiorno, sono Silvia. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Io vorrei come pura informazione, perché non sono informata, nel gruppo misto chi ci va e per quale motivo? Lo spieghiamo. Ok, lo spieghiamo perché abbiamo un rappresentante proprio qui del gruppo misto. Volevo dire un'altra cosa. Sì. Mi irrita moltissimo quando chi è al governo, indifferente, in comune, regione, tutti i pianeti, critica l'opposizione. Cioè, voglio dire, l'opposizione può criticare la maggioranza, mentre la maggioranza non può criticare l'opposizione. Non vedo perché deve attaccare l'opposizione quando l'opposizione fa l'opposizione. Vabbè, fa parte del gioco politico, della politica, ho capito, insomma. ma non è un gioco. Però quando l'opposizione insomma gioca un po' sporco, non va bene. Porta dei frutti però, no? L'opposizione fa l'opposizione. Poi se sbaglia saranno gli elettori dell'opposizione a dare un giudizio. Così come la maggioranza. Come la maggioranza, dice il nostro ospite. Certo, naturalmente, ma la maggioranza non vedo perché debba andare contro l'opposizione, visto che è lì e ha i numeri per governare, decide e governa, diciamo. Capito. Ecco. No, chiaro, chiarissimo il discorso, Silvia. Ci riporta più alla politica. Grazie, allora, sull'ultimo Silvia. punto mi collego subito. La maggioranza non può rimanere silente, zitta, non dire nulla quando si trova di fronte un'opposizione non costruttiva, come in questo momento a livello comunale, che fa dichiarazioni che non stanno né in cielo né in terra. E le abbiamo viste sulle stampe, insomma è inutile che le vado a elencare tutte, insomma conosciamo anche chi è poi l'artefice di tutte queste dichiarazioni che sulle opere incompiute, su tutte queste cose qua. Noi dobbiamo rispondere invece all'opposizione che d'altra parte non è vero quello che stanno dicendo. Cioè se ad esempio, cito l'esempio del Rocco, c'è stato un problema di probabilmente comunicazione dove siamo andati in conflitto con i concerti, però lì c'era un prendere o lasciare perché i telespettatori devono saperlo questo. Cioè noi stavamo rischiando di uscire dal circuito dei concerti per non cioè evitando di ospitare appunto questi eventi all'interno dello Stadio Rocco. Chiaro. Ed è l'unico sito, l'unica location dove si possono ospitare questi eventi così grandi. Tipi di eventi, ecco, rischiavamo questo, quindi bisogna fare una scelta anche politica, cioè o i concerti o calcio. Qualcuno dice sì, ma un campo di calcio deve essere destinato solo alla società calcistica. Sì, è vero, però non è che ci gioca ogni giorno. Lì bisognava probabilmente gestire meglio i periodi. Il periodo, no? Stare attenti al calendario. Su questo, così. Esatto, bisogna stare attento al calendario. Allora, sul gruppo misto sul invece... gruppo misto rispondo semplicemente che a livello locale, comunale, ma penso anche regionale o statale a livello parlamentare,
quando non ci si trova più d'accordo col proprio partito, e può succedere, ma non è che tu i voti, perché noi ad esempio a livello locale abbiamo ricevuto voti da elettori che probabilmente conosciamo, dove hanno scritto il nostro cognome sulla scheda elettorale. Quindi sì, anche grazie al partito per quanto riguarda la percentuale, ma anche grazie ai componenti, ai consiglieri candidati, va bene, che hanno portato, va bene, i voti a quel movimento politico, quel partito. Allora, se non ci si trova più d'accordo per motivi di scelte, di comportamenti, di ideologie con quel partito, uno deve essere libero anche di uscire e trova quindi collocazione nel cosiddetto gruppo misto. Ma va avanti come sottoscritto e come ad esempio il Presidente del Consiglio Comunale, che fa parte anche con me, siamo in due nel gruppo misto del Comune, ma in questo momento perché è una situazione che probabilmente anche muterà questa, e noi andiamo avanti comunque a fare il nostro dovere nei confronti dei cittadini. Io sono qui in questo momento, sono penso sempre informato e a disposizione sempre dei cittadini. Continua a lavorare. Quindi continuo a lavorare come consigliere comunale. Faccio parte della conferenza dei capigruppo e ieri c'è stata la prima dell'anno, come si diceva prima, e mi sono fatto sentire, quindi io rappresento in questo momento i cittadini, ancorché in un gruppo che non è rappresentato da un movimento o partito politico. Però a livello civico, perché io ad esempio sono un civico, vado avanti a fare il mio lavoro nei confronti, cioè per i cittadini. Per i cittadini. E poi diceva Cason, io spero di averlo spiegato, ecco. Certo, è stato chiarissimo. Diceva prima appunto che questa situazione potrebbe cambiare a breve, no? Prima o poi magari chiaramente può nascere un nuovo movimento politico. Avete novità su questo fronte? Lei Panteca? No, perché l'anno è partito adesso, ma ci stiamo lavorando ogni giorno. Quindi, ecco, chiaramente le relazioni continuano, abbiamo buoni rapporti chiaramente con tutti a livello centrodestra. Io sto parlando perché è un gruppo misto di centrodestra in questo momento, dove altre volte ci sono gruppi misti anche composti da lo dicevamo prima, componenti sia di opposizione, quindi centrosinistra o centrodestra. È vero, un po' visti davvero. E in questo momento il gruppo misto si schiera appunto a favore del sindaco e a favore del mandato elettorale. Chiaro, quindi segue il programma con occhio sempre critico naturalmente, a livello civico e non partitico, va bene, per portare avanti il mandato elettorale. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e a Cason. Buongiorno Nivea. Allora, quando si parla del Rocco e della Triestina, a me salta la mosca al naso, no? Eccolo. Allora, parliamo del Rocco, no? Sì. Allora, qualcuno ha detto, non so se Cason o altri, Medau, non so, che è un problema della regione, del comune e della Triestina. Questo non è affatto vero, perché è anche un problema dei tantissimi tifosi e dei circa 4.000 abbonati che hanno fatto l'abbonamento alla Triestina e non possono andare a vederla. Di sera comincia alle 8:45 una partita, mi sembra che fino a Fontana Fredda non si possa andare. Io sono abbonata, sono andata una volta a Fontana Fredda. Però facciamo un conto, gli abbonati della Triestina sono circa 4.000, 1.900 sono i posti a disposizione a Fontana Fredda. Lei, Cason, mi scusi, ma sono sincera, no? Perché a me non mancano, purtroppo la sincerità non manca, lei, Medau e tanti altri consiglieri comunali, anche del centro-sinistra che adesso cavalcano l'onda, ne può fregare di meno della Triestina, mentre a chi va in stadio come me da 53 anni la Triestina interessa e come tanti altri triestini. Ricordo solamente una cosa, perché il paese è piccolo, i triestini, i tifosi sono molto stanchi. Ricordiamoci che il centro-destra ha vinto circa 1.500 voti le ultime elezioni comunali. Gli abbonati sono 4.000, io non credo che quelli convinti hanno votato il centrodestra voteranno a sinistra, assolutamente, almeno le sottoscritte no, però c'è un astensionismo che sta galleggiando e ci sono certe persone in comune che non interessa di essere rieletti o non possono essere rieletti, non sto facendo nomi ma lei ha capito benissimo. Per cui stiamo attenti col centrodestra, perché
si stanno veramente calpestando i piedi da soli. Grazie. Capito Nivea, No, insomma questo è lo scenario. La signora ha che perfettamente dipinge, ragione, però. cioè non posso dire nulla. Sul fatto che noi cavalchiamo l'onda, io ad esempio non la cavalco perché non era mia intenzione nemmeno tirare fuori uscire con l'argomento del Rocco, della Triestina, però insomma è una cosa attuale di cui insomma bisogna parlarne anche, e ne abbiamo discusso ieri in conferenza capigruppo. Quello che volevo dire è che sono state avviate le relazioni tra la società, la Triestina e quindi la Regione e il Comune, quindi sono in corso le relazioni, questo stavo dicendo. Non volevo dire che la questione comunale, regionale della società è che i tifosi non c'entrano nulla, attenzione, non c'entra nulla, non c'entra niente. Quindi massimo rispetto e massima attenzione ai tifosi, a tutti quelli che seguono la Triestina prima di tutto. Come dicevo prima, qualche errore è stato fatto, speriamo che non accada mai più una cosa del genere, un conflitto appunto sul programma della Triestina, che siccome, io lo dico chiaramente, è uno stadio a destinazione calcistica, va bene, deve essere destinato a quello principalmente. Poi il calendario lo si deve fare con scrupolo, con attenzione, dando la precedenza agli eventi sportivi, alle partite della Triestina naturalmente. È molto semplice, purtroppo c'è stato qualche fraintendimento, qualche problema di comunicazione, non si è capito bene quello che è successo, abbiamo chiesto più volte ma non si è capito, va bene? Adesso ci troviamo di fronte a questa situazione, eventi, grandi eventi, no? Come i concerti, in concomitanza con eventuali playoff. Cosa fare? Lasciamo perdere i concerti, usciamo dal circuito concerti con il rischio che non avremo più magari così grandi, così importanti nelle città di Trieste? Cioè è una scelta che anche a livello politico, con un'assunzione di responsabilità non indifferente, bisogna portare avanti. Ci chiede la stessa cosa anche Mauro, poi magari cambiamo argomento, torniamo alla fiera. Diceva ieri Everest Bertoli, l'assessore ha evitato la risposta, lei potrebbe dirci dove giocherà la Triestina, dove potrà giocare i playoff? State ancora parlando di come fare il campo da gioco del Rocco, a San Siro in 2 settimane lo fanno nuovo perfetto, insomma c'è anche questo tema, no? Che viene portato come dicevo spesso dai prima, tifosi. sono in corso delle relazioni tra il Comune, la società e la Regione, dove ci saranno degli stanziamenti a livello regionale, così è stato annunciato, va bene, ma di solito se viene annunciato viene anche mantenuta la promessa, per quanto riguarda il manto del campo, parlo della manutenzione. Ecco. Per quanto riguarda invece dove giocherà Triestina, io non posso dare delle risposte, chiaramente perché lì si baserà tutto sugli accordi che deriveranno da questi 3 soggetti che, ripeto, sono la società Triestina, il Comune e la Regione. Allora, torniamo alla fiera che finalmente riparte, no? Ricordiamo, quello è un intervento privato di una società austriaca, c'è stato di mezzo anche il Covid, insomma la pandemia ha rallentato il tutto, però ora dovrebbero proprio ripartire, no? I lavori. Allora, lì l'area, come ricordiamo magari ai telespettatori, è stata venduta dal Comune di Trieste, dall'ente Fiera, ad una società austriaca. A seguito chiaramente di un progetto che è stato presentato molto interessante al Comune di creazione di un centro commerciale, multiservizi con aree ludiche, non ho sentito di aree sportive ma aree ludiche sì. Sì, ludiche sì, anche per la salute, il benessere, ambulatorio, eccetera. Servizi alla persona, ecco, quindi sicuramente un progetto molto molto interessante. Stiamo parlando di diversi anni fa, perché ricordo che abbiamo deliberato la variante, il piano regolatore nel 2017, se non erro. E quella variante prevedeva, dove l'opposizione ha votato, il centro-sinistra ha votato contro, perché chiaramente votano contro quando si tratta di fare qualcosa di buono per la città, e lo dico, non è che, insomma, rispondendo anche alla signora, no? Naturalmente, quando devo dire una cosa la dico, questo, cioè no? se l'opposizione fa l'opposizione, che lo faccia, ma in modo costruttivo, ma votare contro una variante del piano regolatore che di fatto dà il via libera ai lavori di riallestimento, di riqualificazione di un'area, secondo me è un controsenso, abbandonata. E allora adesso hanno promesso, chiaramente, magari mentre stiamo parlando hanno già iniziato, non lo so, i lavori di demolizione totale dell'area, cioè viene rasa al suolo completamente per poi
creare tutti gli edifici che serviranno a questo centro commerciale. Tra qualche mese noi ci troveremo in Consiglio Comunale a deliberare il PAC, che sarebbe il piano di attuazione comunale, per quanto riguarda tutta l'area, quindi prenderemo in mano il progetto, vedremo, discuteremo al momento anche sulla base di quello che ci verrà presentato. Volevo soltanto dire che comunque il Comune, in questo sia nel piano regolatore, ma comunque l'intenzione di piantumare, quindi alberi, arbusti, quindi tanto verde nell'area, proprio perché altrimenti verrebbe cementizzato, come si dice, no? Tutto quanto senza più magari un alberello, un arbusto, quindi noi comunque puntiamo molto affinché venga realizzata anche una vasta area verde. Verde, questa è la cosa importante, insomma, su cui puntate. Allora, poi torniamo invece anche a Varzila, ma ci sono alcune mail, ne leggo qualcuna. Il signor Enrico dice: buongiorno, ho inviato addirittura una lettera a Mattarella per il ripristino della fermata del bus in via dell'Istria a fronte al cimitero, sperando in una risoluzione. Buona giornata, insomma, è ironico il signor Enrico. Sì, chiaro, però, chiaro. Però chiaramente la Trieste Trasporti, insomma, siamo molto attenti anche a livello comunale a queste cose e l'abbiamo fatto in tutti questi anni cercando di accontentare i cittadini secondo le loro esigenze. Voi con le macchinette dei biglietti, voi con fermate, cioè è cambiato parecchio il sistema del trasporto pubblico locale, va detto, e sicuramente in continua evoluzione. Allora, c'è anche la questione dei migranti, ce la scrive il signor Nevio: buongiorno, Sveglia Trieste, ma le autorità triestine si sono accorte che i migranti al Silos sono degli esseri umani. Inoltre, per quanto riguarda i nonni paletta, non sarebbe meglio dare una pensione per poter vivere invece di stare sul freddo? No, ma questo non è un lavoro non possiamo adesso fare, no? È proprio davvero una però per quanto riguarda i migranti, quasi totalmente volontaria. No? Vado via veloce. Allora, io sono stato presente durante un sopralluogo in Commissione Trasparenza presso il Silos, era presente anche Tele4, ricordo, dove abbiamo trovato, purtroppo, lo dico, 400 persone accampate nel fango e nella sporcizia, con problemi a livello igienico-sanitario, insomma, non indifferenti. Davvero importanti. Adesso 200 persone sono state trasferite in altre città e ne restano comunque 200. L'opposizione adesso addirittura è venuto fuori ieri in capigruppo che vorrebbe trasferire queste persone nel sottopassaggio, non so se rendo l'idea, della stazione centrale, cioè quello che va dalla PAM alla stazione. Ma io dico, ma dove hanno la testa? Ma come si fanno a collocare, ad ammassare, no, tra virgolette, 200 persone nel sottopassaggio, dove non è che starebbero al caldo, ma sarebbero ammassate 200 persone con problemi ancora peggiori a livello igienico-sanitario. Non sono queste le soluzioni sicuramente. Non è una soluzione. È certo che dobbiamo rispondere all'opposizione, non possiamo stare zitti, no, anche se governiamo, perché se l'opposizione costruttiva è questa, va bene, noi non possiamo essere d'accordo e rigettiamo ogni loro istanza. Se dovrebbe essere questa. Quindi le soluzioni devono essere sicuramente individuate, ma non è questa, perché insomma, non va bene che 200 persone in questo momento siano lì in quella situazione di precarietà e con problemi igienico-sanitari che potrebbero essere anche connessi anche all'igiene pubblica. Assolutamente. Perché comunque queste persone comunque ce le troviamo negli autobus, fonti, no? Magari vicini, eccetera, qualche contagio, quindi bisogna fare molta attenzione anche a livello sanitario. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Io sono Gabriella del Largo Barriera. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Bene, ho avuto l'opportunità in quest'ultimo dicembre di frequentare Barcellona per 18 giorni. Perché che bello, io ci vado tra 2 mesi, 3 mesi. Ah, che bello. Le auguro di fare una visita non solo alle grandi cose che ha Barcellona, che è la Cavinovia, che è sempre vuota, anche fare un'occhiata a quello che è la città in sé. Ha delle panchine per gli anziani per sedersi in qualsiasi angolo della città, ha delle cestini per la carta
che si trovano, non come a Trieste che bisogna fare la caccia al tesoro. Poi una delle cose, il commercio al dettaglio. Ci sono tanti negozi dove uno può comprare la calza, riparare la borsa, piccoli negozi, quello che noi stiamo perdendo. Poi ha una cosa, un valore che le aree dismesse loro le hanno recuperate facendo giardini, inserendo anche la parte sociale, no? Inserendo scuole. E questo l'ho notato con un occhio, che adesso sono più grandi, ho 60 anni, e queste cose le apprezzo tanto, cose che qua noi le abbiamo perse. La fiera era quello da fare, un grande parco. Noi abbiamo bisogno di verde, non abbiamo più queste parti, vendiamo tutto privato, abbiamo venduto la parte di San Giovanni che poteva essere stato un parco per la città, no, facciamo grandi cubi, dopo i genitori devono pagare le quote che non saranno mai poco, perché avendo due figli io l'ho vissuto quello, e quindi abbiamo bisogno di spazi per noi, spazi non verdi, a pagamento. copiamo da quello che succede a Barcellona. Lo invito anche al consigliere Casone a visitare anche il mercato coperto della Sagrada Famiglia, che è una biblioteca del piano superiore. Ma vado spesso in ogni città, ogni tanto. Grazie Gabriele, intanto. Grazie tante, grazie per lo spunto. Allora, anche perché ci vado, come dicevo, tra poco, a me piace visitare le città, in questo momento europee, perché insomma faccio dei viaggi brevi, proprio per trarre spunto, per vedere magari qualcosa da importare anche nella nostra città. Una buona idea, idea, molto curioso, quando vado a visitare una città non è che vado soltanto nei musei, anzi un po' mi annoio, magari lo farò più avanti magari, no? Ecco, però vado piuttosto a visitare la città con un occhio critico, un occhio magari diverso da quello di un turista normale, perché mi piace, tra virgolette, rubare un pochino le idee, vedere un po' come funzionano i servizi, le infrastrutture, se funziona tutto, quindi sto molto attento anche, non so, in una banca, non so, in uno sportello postale, se funzionano bene i metodi anche di prenotazione, no, ad esempio, no, le piccole cose che possono essere comunque portate anche in una città importante come Trieste. Chiaro. Allora, siamo quasi in conclusione, consigliere Cason. Vogliamo ricordare quello che sta succedendo ai 300 lavoratori circa di Varsile, poi tutto l'indotto, insomma c'è grande preoccupazione, sempre più preoccupazione perché la strada è sempre più in salita. Sempre più in salita, nel senso che purtroppo non c'è stato un accordo che prevede la proroga del contratto di solidarietà per altri 6 mesi, entro i quali l'azienda, la Varsile, avrebbe potuto comunque presentare, ma c'è un appuntamento importante che ricordo essere martedì 16, il 16, è martedì mi sembra, credo di sì, martedì per quanto riguarda l'accordo di programma che prevede la reindustrializzazione dell'area con eventuali imprenditori, investitori che vorrebbero quindi riavviare determinate attività, chiaramente prendendo in carico tutti i lavoratori della attuale Varsile. 300 più 600 ricordo, perché ci sono 600 lavoratori anche dell'indotto, quindi circa 1000 lavoratori in questo momento in bilico. Bisogna addivenire urgentemente ad un accordo di programma di reindustrializzazione e piano B, io direi anche di pensare, come è stato fatto per la Ferriera, ad una ricollocazione previa formazione di questi lavoratori. Pensare ad un piano B, non pensare soltanto ad una reindustrializzazione, perché potrebbe anche sfumare, va bene, tutta questa ipotesi. Quindi dobbiamo creare un salvagente in qualche esattamente, modo. Io spero che in questo momento ci stiano pensando, ma c'è la Regione, perché il Comune, a livello comunale, non può fare molto in quanto non è competente per quanto concerne le politiche attive e passive del lavoro. È competente la Regione con il Ministero. È chiaro, so che ci sta lavorando sicuramente ci stanno lavorando. Rosolani, esattamente, no? Esattamente. Quindi sono fiducioso, siamo tutti quanti, abbiamo espresso con una mozione anche a tutti i livelli la nostra solidarietà ai lavoratori e sindacati, però l'auspicio è appunto che al più presto si addivenga ad una soluzione, quale appunto un accordo di programma. Dobbiamo chiudere, grazie a Roberto Cason per essere stato con noi, torni presto a trovarci, grazie a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci.